Buon pomeriggio da Vittorio Veneto, c'è fame di sport, ce lo capiamo subito dalle persone che sono qui a Vittorio Veneto in questo splendido impianto dedicato all'atletica leggera e anche al rugby. Per quanto riguarda la fame di sport, la si capisce, vi dicevo, perché quest'oggi si ospita uno dei primi appuntamenti italiani per l'atletica leggera organizzata dal ATL Etica, perché proprio si scrive così e si pronuncia in questa maniera. Primo meeting nazionale, tra l'altro memoria al professor Ivo Merlo a Vittorio Veneto in queste 2 giornate, sabato e domenica. L'organizzazione appunto della ATL Etica di San Vendemiano con il presidente, la presidentessa in questo caso e poi l'infaticabile De Lazzari che hanno organizzato questa manifestazione. Splendido il colpo d'occhio, splende anche un bel sole qui a Vittorio Veneto, quindi ci auguriamo che tutto funzioni per il meglio. Tra pochissimi minuti il via delle gare, sono circa una quarantina di gare, se non erro, sono 623 gli iscritti in rappresentanza di 107 società, numeri importanti insomma, che testimoniano la voglia di ripresa del movimento dopo questo lungo periodo dell'attività agonistica. Si ritorna in pista, si ritorna a parlare di atletica leggera, si ritorna naturalmente a parlare di sport. L'atleta più attesa, inutile, l'abbiamo già anche intervistata ieri, l'atleta più attesa qui a Vittorio Veneto è Larissa Iapichino, la figlia di Fiona May e di Iapichino, l'ex primatista italiano di salto con l'asta, che tra l'altro ora è entrato come dirigente appunto nella società di San Vendemiano. Intanto è tutto pronto per quanto riguarda anche la prima gara che al di là degli orari che erano stati dati, e cioè l'asta alle 16, l'alto e il lungo, nonché il peso in pedana A sempre alle 16 e via con il disco e i 100 ostacoli allievi, eccoli qui, è una partenza valida per quanto riguarda questa prima gara che vediamo qui a Vittorio Veneto. Sfilano lungo questi 110 metri ostacoli e c'è l'applauso del pubblico. È una buona gara, tra l'altro con uno sprint finale tra due atlete che si sono contese il primo posto per quanto riguarda questa prima gara con cui si è aperta naturalmente la giornata di oggi dedicata all'atletica leggera. E allora vi dicevo, 45 gare in cartello, 23 maschile e 22 femminili, iscritti intorno ai 700, per la precisione 623, quindi un bellissimo numero per quanto riguarda la dimostrazione di voler ritornare in pista, di voler ritornare naturalmente a gareggiare. Questa è l'apertura insomma per quanto riguarda questo nostro primo collegamento qui da Vittorio Veneto. Adesso le ragazze hanno dato un assaggio insomma, di quello che succederà durante il corso della gara. Ci sono i primi abbracci naturalmente a distanza per quanto riguarda atleti e tecnici che vanno a rincuorare le proprie ragazze. L'atleta numero 11, vediamo se riusciamo anche a trovare, ci hanno portato anche le liste. E allora vi dicevo, le prime gare sono asta, alto, lungo e peso, nonché disco, 100 ostacoli allievi, il peso allievi in pedana B e poi alle 16:20 100 ostacoli per quanto riguarda il femminile, quindi asta alto e lungo, nonché peso pedana A per il maschile, rispettivamente disco, 100 ostacoli allieve, peso allieve in pedana B e 100 ostacoli poi tra le 16 e le 16:20 per quanto riguarda il femminile. Questo per quanto concerne le prime gare, gare che vedremo in pedana. E allora andiamo a vedere se hanno dato il via ufficialmente alla gara. Si stanno ancora allenando i ragazzi, gli atleti che hanno preso posizione sulle loro pedane, sulle loro posizioni, e adesso tra poco si dovrebbe dare il via ufficialmente a questo primo meeting, un meeting che è andato a diciamo per scontrarsi insomma con Rieti, che è una manifestazione, una delle più importanti manifestazioni a livello italiano
italiano, no? Per quanto riguarda, c'è il primo salto tra l'altro valido, che ho visto la bandierina bianca alzarsi da parte del giudice, quindi la prima, ecco, 13,64 subito la prima misura per quanto riguarda il lungo maschile, mentre qui le nostre telecamere vanno a vedere questo bel salto che vanno a riprendere questo atleta che ha iniziato anch'esso la sua gara nell'alto. Seconda serie invece per quanto riguarda i 110 ostacoli, e allora tra poco vedremo anche transitare proprio davanti alle tribune centrali di questo impianto qui a Vittorio Veneto un'altra batteria per quanto concerne la misura dei 110 ostacoli. Tutto è pronto per dare il via alla seconda batteria. Vi ricordo che domani l'inizio è fissato per le 9 del mattino con gli allievi, l'asta, che daranno il via insieme agli atleti del martello, poi intorno alle 10 i 200 ostacoli, ancora alle 10 il triplo e poi alle 10 e un quarto i 200 ostacoli. È partita intanto la seconda serie, la seconda batteria per quanto riguarda i 100 ostacoli, se ne va, ha preso decisamente un bel vantaggio questa atleta, eccola qua, senza grossi problemi la vittoria per questa atleta che poi andremo a scoprire. 14,37 il tempo, intanto fatto fermare in questa seconda batteria. E allora abbiamo al lancio del disco Sartori 40 metri 35 per lei. Avete sentito dallo speaker il lancio del disco, un bel lancio, mentre qui le telecamere vanno su questo atleta che rinuncia al salto con l'asta. Va a riprendersi il suo attrezzo un pochino sconsolato e allora si riprenderà adesso con la posizione, le posizioni che abbiamo citato in precedenza per quanto riguarda prima e seconda batteria, poi naturalmente ci daranno anche il tutto aggiornato e poi vedremo nelle varie pedane le gare degli atleti che sono in gara quest'oggi in questo primo meeting nazionale Atletica Memorial. Professor Ivo Merlo, ancora un'occhiata al lungo maschile, ecco il salto, è nullo questo salto, lo stacco è avvenuto in modo non corretto e quindi fallisce il tentativo. E 107 società che partecipano a questo grande evento. La società più numerosa che ringraziamo è Atletica Picentina con 36 atleti. Un bel manifesto ricorda il professor Merlo, il professor Ivo Merlo in questo impianto qui proprio davanti alla tribuna, un tabellone posizionato proprio all'altezza del podio delle premiazioni e delle presentazioni appunto delle atlete e degli atleti che gareggiano in queste gare qui a Vittorio Veneto oggi e domani. Vi dicevo in precedenza che ci sarà la stella appunto di questa manifestazione, ovvero Larissa Iapichino, che dovrebbe scendere in pedana nel lungo intorno alle 17:30 e tutti gli occhi insomma saranno puntati su di lei, anche perché Larissa, mentre qui c'è questo stacco, vediamo il salto, è buono. Un buon salto questo, è un buon salto quello che abbiamo visto in precedenza, tra l'altro coadiuvato dal fatto che lo stacco è avvenuto in modo corretto e quindi buono. Ecco qui dei 100 ostacoli vedrà in corsia 2 Scilla Gnarco, in corsia 3 John Scopel, in corsia 4 Emma Biason, in corsia 5 Giorgia Marcomini, in corsia 6 Scil Benussi, in
corsia 7 Isabella Botta e in corsia 8 Rina Denisa Riti. Queste sono le atlete che si presentano davanti alla tabella del professor Merlo e che adesso si 5 atlete che si porteranno adesso alla partenza e in corsia per dare il via a questa serie. Alice Muraro, in corsia 3 Elena Marini, in corsia 4 Giada Carmassi, in corsia 5 Silvia Taini, in corsia 6 Costanza Donato, in corsia 7 Sveva Gelevini e in corsia 8 Giulia Cutini. Questa è la serie appunto dei 100 ostacoli donne. Ve le ripetiamo: per quanto riguarda la prima serie abbiamo in corsia 2 Niacarco Priscilla Alice, in corsia 3 Gioia Scopelli, in corsia 4 Emma Biasoni, in corsia 5 Giorgia Marcomin, in corsia 6 Scilla Benussi, in corsia 7 Isabella Ceri Bobda e poi in corsia 8 Riti Carina Denise. Vediamo però, ne avevo viste soltanto 5 di questa serie, la serie 1 pronto al via, e quindi si stanno succedendo naturalmente le varie discipline, le varie pedane. Questo è un salto che fallisce purtroppo per il numero 9, vediamo se riusciamo in tempo breve anche a darvi i nomi. Per quanto riguarda il numero 9, sì, è Kasibovic Amar dell'Atletica Vicentina che sbaglia il suo salto. Non sono riuscito a vedere se è il primo salto o il secondo salto, poi naturalmente lo aggiorneremo nel corso della manifestazione e delle gare che si stanno svolgendo. Tutto dovrebbe essere pronto, si stanno sistemando gli ostacoli, 100 ostacoli donne, un altro saltatore intanto in pedana, è buono questa volta anche abbondantemente per quanto riguarda il pettorale numero 3, Federico Camuffo, che vola alto sopra la misura della Industria Sport Padova, un buon salto questo che abbiamo visto inquadrato dalle nostre telecamere. E come vi dicevo prima ci sono 5 atlete dei 100 ostacoli, soltanto 5 ne avevamo annunciate 8, quindi 3 hanno dato forfait, ci sono 5, qui un lancio del peso, tra l'altro vediamo se la misura è considerevole e buona oppure se intanto viene considerata sì, positiva, quindi tutto bene. Si passa alla misurazione, tra poco vedremo e sentiremo anche la misura di questo lancio. Tutto dovrebbe essere pronto. 12,21 per Peccolo nel primo lancio appunto per quanto riguarda il peso. Allora ora Vailati va in pedana di lancio per Paolo Vailati del Fanfulla Lodigiana, che chiuderà la prima serie di lanci appunto del peso. Eccolo il lancio che va oltre, buono, un buon lancio, questo vediamo, sì, è anche buono, bandierina bianca positiva per quanto riguarda l'atleta Vailati. Sentite anche dallo speaker la misura personale di Vailati, un atleta di tutto riguardo. Vediamo quanto è andato a prendersi in questo lancio Vailati dalla pedana del peso. Tra poco la comunicazione. Mentre qui si vede il salto, 15,30 intanto per Vailati, dopo il primo lancio quindi per Vailati. Adesso il giro seguente è con i secondi lanci per i vari atleti, mentre sulla pedana del lungo è pronto
Vediamo se intanto il salto è giudicato buono, sì. È buono il salto, mentre qui andiamo sulla pedana dell'asta per seguire questo atleta che è pronto al suo salto. Ecco la rincorsa, ma anche lui decide per il no, quindi nulla da fare nemmeno per questo salto, non abbiamo visto finora nemmeno uno per il momento, mi pare. 3,90 primo tentativo nel salto con l'asta, ed ora Luciano Boili al secondo tentativo, al secondo lancio sul peso. Stiamo seguendo il lungo con questo atleta che attende di sapere se il salto è buono, mi pare di sì, quindi bandierina bianca anche per lui, quindi positivo anche in questo caso il salto, mentre nell'alto, nella pedana dell'alto, va ancora a toccare con le gambe, a far cadere l'asticella, il numero 9 che avevamo visto in precedenza, Kasibovic Amar dell'Atletica Vicentina, che sbaglia il suo tentativo e quindi dovrà riprovarci. Ancora all'asta con qualche difficoltà, bandierina rossa, quindi bloccato il salto e fermato. Si procede anche ad asciugare e a sanificare naturalmente il materassone con il rispetto dei vari protocolli a cui ha dovuto sottostare giustamente, insomma, l'organizzazione dell'atletica, dell'ATL Etica di San Bendemiano per questo primo meeting nazionale che ha riscosso sicuramente grande interesse a livello nazionale, perché si è posto un po' come concorrente del meeting di Rieti, ben più importante negli anni. Questa è la prima edizione di questo meeting qui a Vittorio Veneto e quindi avrà tutto il tempo per migliorare, per portarsi naturalmente a grandi livelli. Qui siamo nel lungo con Andrea Pianti in pedana. Ecco il caricamento di Andrea Pianti che è pronto alla sua rincorsa. Andrea Pianti in pedana del lungo va allo stacco. Alla nostra postazione non riesco a vedere subito se è buono, ma poi vedo la bandierina bianca del giudice che si alza e quindi buono il salto di Pianti, che adesso attende soltanto la sua misura. Andrea Pianti, Cus Sassari, è uno dei migliori, va a saltare 6,94, c'ha un personale di 7,78, insomma diciamo che è buona per Pianti, che si avvicina alle sue misure, insomma 7,78 la sua miglior prestazione. Cus Sassari, Andrea Pianti 6,94 nel lungo. Ancora un tentativo per Vadim Calciu dell'Atletica Bruniera, mentre le nostre telecamere si sono occupate dell'alto con il numero 7 Riccardo Miglietta dell'Atletica Vicentina. Ritorniamo sul lungo ancora con Calciu Vadim, Atletica Bruniera Friuli Italia, un personale di 7,26. Vediamo la sua rincorsa e vediamo il suo salto, mentre qui siamo sul peso. Ritorniamo sul lungo in attesa del salto di Vadim Calciu, mentre partenza valida invece per la prima serie dei 100 ostacoli femminile, 5 atlete in gara, va a vincere anche in questo caso senza grossissime difficoltà l'atleta in corsia 5, mi pare fosse Giorgia Marcomin se non erro, quindi dell'Atletica Saron Libertas, quindi vittoria per questa atleta. Erano 5 le atlete alla partenza su 8 date, quindi nel peso nullo per
la seconda serie, tra qualche minuto, dei 100 ostacoli assoluti femminile. Vado a ripresentarla. Siete sempre in visione da Vittorio Veneto con Streaming Sport per questa manifestazione che torna a far parlare di sport, torna a far parlare di atletica in questo caso, con delle gare organizzate quest'oggi e domani qui a Vittorio Veneto. Ricordiamo a tutto il pubblico, ma anche agli atleti e ai membri dello staff, di rispettare le distanze di sicurezza e indossare... Ci hanno già portato anche il foglio di partenza dei 100 metri donne con un ordine di partenza che vedremo tra poco, mentre chiama all'incitamento per il salto in lungo dell'atleta che vediamo andare a staccare. È buono lo stacco, mentre purtroppo ancora una volta non va oltre la sua misura per quanto riguarda l'asta che abbiamo visto. Non è molto contento il numero 11 Yoro Menghi della Fratellanza 1874, vantava un caso, anche lui non è molto contento del suo salto che è fallito per quanto riguardava la pedana dell'alto. Eccolo qui ancora inquadrato dalla nostra regia Yoro Menghi, numero 11 del lungo, che attende la misurazione del suo salto. In pedana del peso Menghi va a 6,51. 6,51 per Menghi Yoro della Fratellanza 1874, quindi allora per il lungo vediamo già pronto e va alla rincorsa e allo stacco. Eccolo qui, vediamo se il salto è valido, non lo scopriremo poi. È buono invece il salto, altrettanto buono di questo atleta, altrettanto buono anche il salto, è valido questo salto con l'asta che va ad andare bene. Chiama l'incitamento del pubblico anche nell'alto questo atleta che poi tocca con la schiena nel richiamo e purtroppo non ce la fa passare. Lorenzo Pezzolato, che vanta un credito di 2 metri, Fiamme Padova, non ce l'ha fatta in questo salto, avete visto. Mentre qui nel lungo, sempre uomini, il numero 5, se non erro, è Tiziano Feletto, che va allo stacco. Andiamo a vedere se è buono, poi lo sapremo dalla misurazione, mi pare di sì. Anche in questo caso nell'asta invece troviamo un errore di questo atleta che ha fallito la sua prova, dovrà pensare alla prossima. Sì, non è buono, 6,66 se non erro, e quindi buona anche la misurazione per questo atleta. Il salto che vediamo ha altamente superato, nettamente, molto bene, bello stile, soprattutto è andato molto sopra l'asticella, quindi con possibilità di crescita ulteriore per questo atleta che abbiamo visto in precedenza. E qui siamo con le 7 atlete della serie dei 100 ostacoli, 100 donne, che dovrebbero garantirci una ottima gara. Tutto è pronto, ecco il via, partenza regolare, prende un leggero vantaggio
in corsia 4, un leggero vantaggio per questa atleta in maglia gialla, sì, che mantiene il vantaggio in corsia 4, mi pare che sia Giara Carmassi dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli. 13,53 il tempo per questa atleta. Se lei appunto vantava un personale di 13,32, quindi vicino anche alla sua miglior prestazione. Vi ricordo, sì, era Carmassi, confermiamo, quindi 13,32 di personale, si avvicina, insomma 13,53, e non è un brutto tempo per il fatto che c'è stato questo lungo lockdown che ha tenuto fermi e che ha tenuto stoppati gli atleti e le atlete dalla possibilità di gareggiare, quantomeno fare allenamenti. In qualche modo qualcuno si è arrangiato e ha fatto, però poi con il sapore delle gare, insomma, si è dovuto aspettare questo primo meeting qui a Vittorio Veneto. Ancora dalla pedana del lungo, il salto mi pare buono, mi pare valido, vediamo se la bandierina ci dice che è corretto. Peso con un altro lancio, eccolo qui, salto con l'asta 4,10, rimane su, è buono il salto del numero 10 di questo atleta nell'asta, appunto, come potete vedere. Lucio Neri dell'Assi Industria Sport Padova vanta un personale di 4,60, va a superare facendo vibrare, facendo toccare un pochino l'asticella, però l'asticella rimane al suo posto regolarmente, quindi prova passata. E buon salto per Lucio Neri. Andiamo a seguire questa prova nella pedana del lungo, proprio qui davanti alla nostra postazione. Mentre dall'alto è buono il salto per quanto riguarda l'alto, il numero 1 Manuel Lando dell'Atletica Vicentina, che va ad un buon salto, sorpassa e passa, eccolo qui, la vediamo come è andato, sì, abbondantemente anche sopra la misura, e quindi complimenti a Lando che passa la misura e va avanti, va a continuare. Altro salto, anche in questo caso bene lo stacco del numero 4 per quanto riguarda l'alto uomini, è Ernesto Pascone del CUS Palermo, vanta un personale di 2,09, vedete che va bene oltre la misura e quindi passa ancora. Lungo con rincorsa che va allo stacco, mi pare buono, sì, è valido il salto, quindi tutto ok. Mentre siamo nella pedana del salto con l'asta, la rincorsa ancora va a caricare e questa volta è buono il salto di questo atleta, senza sosta, qui invece dritto per dritto, come si suol dire, nel salto in alto con Federico Camuffo della Industria Sport Padova, che non passa i 2 metri, quindi nulla da fare. Pedana del lungo con un salto che invece non è valido, non è buono. Bandierina rossa che ferma l'atleta. Ancora dall'alto, vi ricordo che sono partite alle 16 le gare asta, alto, lungo e peso in pedana A per il maschile, scusatemi, disco, 100 ostacoli allieve, peso allieve, e alle 16:20 100 ostacoli per quanto riguarda il femminile. Alle 17:30 la stella del meeting, ovvero
Larissa Iapichino, che gareggerà nel lungo e avremo modo di poterla seguire, insomma, perché tra l'altro c'ha tutta una serie di nuovo modo di caricare, di saltare, come ci ha detto, per cercare di raggranellare e di trovare la misura poi che la porterebbe alle Olimpiadi. Lungo, non valido. E qui siamo nell'asta. È un impianto questo di Vittorio che si presta molto molto bene a questo tipo di manifestazioni, è stato creato appositamente, insomma, tra l'altro anche bello da vedere come scenografia, come impianto, con una grande quercia in evidenza splendida, uno splendido paesaggio, uno splendido panorama, giornata tra l'altro che aiuta un po' tutto questo, però, vi ripeto, è un colpo d'occhio molto molto interessante, molto carino, al di là poi dei risultati che possono uscire da questo primo meeting che ritorna, il primo insieme a quello di Rieti in Italia dopo il Covid. Ancora dalla pedana del lungo, stava per partire, poi si ferma, intende ricaricare la sua partenza, eccola qui. Stacca bene, mi pare, se non ho visto male, tra l'altro va a guardare anche con un occhio piuttosto attento il punto di caduta e quindi direi bene. Qui invece nell'asta c'è l'errore di questo atleta che si arrabbia un pochino con se stesso. Non è stata una bella prova, non è molto contento. Mentre nel lungo abbiamo il numero 4 in pedana e ancora Vadim Kalciu, che abbiamo visto in precedenza, vanta un personale di 7,26. Eccolo che carica l'atleta partito un pochino imballato nella sua rincorsa, in effetti è così. Sarebbe buono, ma perché aveva staccato anche bene, però poi si è lasciato andare, quindi la prova non è accettabile. Qui si sta preparando la pista alzando gli ostacoli E allora adesso dovrebbero esserci i maschi per quanto riguarda la pista. Pieroni, scusate, in pedana per il lancio del disco. Terzo lancio per Vailati, al peso, lancio valido. Qui siamo sulla pedana dell'asta con l'atleta che aveva fallito in precedenza, mentre ancora il tentativo di salto per quanto riguarda il lungo con questo atleta che chiama l'incitamento da parte del pubblico, parte la sua rincorsa, è buono il salto, è valido il salto, adesso vedremo per Menghi quanto va a timbrare, quanto andrà a raccogliere dopo questo salto. Asta sempre in attesa della partenza, mentre anche qui siamo in attesa di vedere questo salto nell'alto. Sfortunato in questo caso con la gamba di richiamo, mette a terra, fa cadere nel salto il Camuffo, Federico Camuffo, atleta dell'Assindustria Sport Padova, che non va sulla... E al salto in lungo ha saltato Pozza, terzo salto per lui. Ecco Pozza, come ci viene suggerito appunto dallo speaker, Pozza al terzo salto per lui, all'asta intanto bene, riesce ad andare bene, ha trovato la coordinazione giusta e quindi
buono il salto, mentre qui abbiamo modo di rivedere questo salto nella pedana dell'alto, eccolo qui, che è toccato con il richiamo, si dispera un pochino giustamente perché ce l'aveva quasi fatta, era passato con gran parte del corpo, poi il richiamo con la gamba non era riuscito. La pedana del lungo, un altro salto che va, mi pare valido, mi pare, no? Sì, sì, nel lungo il numero 5 che è Tiziano Feletto della Industria Sport Padova. Dell'acqua in zona arrivo e nelle diverse pedane. Visto il caldo e vi ringrazio fin d'ora per questo servizio molto utile. Versal al lungo, dalla costa terzo lancio al disco. Intanto ci arrivano e ci portano in postazione anche le altre liste per gli atleti che andranno a gareggiare nelle discipline dopo questo inizio di gare. Altro salto nella pedana del lungo che è valido e quindi si passerà alla misurazione. L'atleta che guarda con attenzione per sapere la misura, ed era una misura di 5,60 mi pare, se la misurazione è arrivata esatta come misura comunicata. Ecco un'altra rincorsa piuttosto veloce per quanto riguarda il lungo, con la gara che è entrata decisamente nel vivo. Mi sembrava Andrea Cerrato, no, era Dolci, anzi scusatemi, quindi con il numero 9 Stefano Dolci, 6,51 per lui nel lungo. Altro atleta sempre nel lungo, ci soffermiamo qui davanti alla nostra postazione, Omar Abdul Mayed dell'Atletica Firenze Marathon. Buono il salto con l'asta che intanto porta l'asta a 4,30 e la salta Simone Massarotto, quindi sul 4,30, mentre qui abbiamo il caricamento ancora. Era Andrea Pianti mi pare, alto, buono il salto di Manuel Lando a 2,05 al primo tentativo, lo supera molto bene, abbondantemente, mentre Righetto altrettanto buono il suo salto per quanto riguarda il lungo. Rivediamo questo bellissimo salto, guardatelo, eccolo qui, molto bene, un bellissimo stile, va abbondantemente sopra l'asticella, quindi complimenti a lui. Mentre qui nel lungo altro atleta che va alla rincorsa, vediamo se è valido il salto, pensiamo di sì, e qui altro bel salto, sì, molto bene anche per lui nell'alto uomini con Pascone, Ernesto Pascone del CUS Palermo, che va a superare l'asticella, e quindi una gran bella gara, come suggerivano e come dicevano appunto dallo speakeraggio dello stadio, nella pedana dell'alto. Il peso abbiamo un po' trascurato, deve ancora entrare nel vivo, quindi poi avremo tutto il tempo per curarlo più da vicino. Lungo, mentre via alla
L'ultima serie dei ultimi 110 ostacoli maschile. Attenzione perché è una bella lotta questa. Sì, se la fa in corsia numero 3 mi pare. 15.08 per questa ultima batteria per ciò che riguarda i 110 ostacoli. 110 ostacoli allievi era l'ultima batteria. Altra buona gara, altra bella gara che abbiamo visto qui a Vittorio Veneto, che stiamo osservando qui a Vittorio. 15.78 vale sempre la seconda posizione, ma Bailatti si avvicina al 15.99 di Caiafa che adesso chiude. Vediamo l'asta, anzi no, siamo sul lungo con un salto, mentre eccola qui l'asta che avevamo annunciato in precedenza. È buono il salto del numero 6 per quanto riguarda l'asta, ed è Nicolò Toffanin dell'Atletica Biotecna Marcon che va a superare la misura. Peso, eccolo. Mette fuori il piede, quindi il lancio non è valido. Quindi prima vi spiego, scusate. Allora, c'è una procedura che viene effettuata adesso Una persona cara mancata un anno e mezzo fa. Sì, c'è De Lazzari che andrà a ricordare appunto il Memorial Ivo Merlo e lo vuole proprio ricordare con un minuto di raccoglimento, mi pare di aver capito, quindi ci si fermerà per un minuto di raccoglimento, un minuto di silenzio per quanto riguarda appunto. Io posso solo dire di essere onorato di avere un partner anche solo di autorità così importante, perché per me le autorità in atletica sono in pista, gli atleti e anche tutti coloro che permettono di poter realizzare tutto questo. Ecco, queste immagini appunto vanno a sintetizzare prima le autorità di cui diceva De Lazzari, adesso con le nostre immagini sugli spalti, siamo ritornati qui sulle autorità che sono intervenute e che intervengono a questo meeting. C'è l'applauso per il ricordo appunto del professor Ivo Merlo che è venuto prematuramente a scampare. C'è Longo, c'è Renato Longo, quello che posso riconoscere sotto la mascherina, perché la difficoltà di riconoscerli sotto la mascherina è totale. Poi c'è la signora Merlo, il figlio De Lazzari ha qualche problema anche lui a ricordarsi e a riconoscerli sotto le mascherine, quindi c'è l'assessore allo sport del comune di Vittorio Veneto Posocco, e poi c'è l'europarlamentare D'Arè qui a Vittorio Veneto. Subito, e soprattutto è arrivata anche Antonella Gabriella Dorio. Ecco, c'è Gabriella Dorio, quindi questa è una grande donna dell'atletica italiana, Gabriella Dorio, e c'è il minuto di raccoglimento. Minuto di raccoglimento, lo ripeto ancora, per quel signore che vedete sul manifestone lì all'altezza del podio, e cioè il professor Ivo Merlo, scomparso prematuramente appunto alcuni mesi fa. Tony, che cosa ti ha fatto nascere questa grande passione per l'atletica?
Si va ancora sulla pedana del peso, intanto c'è un lancio positivo, valido, mentre non va questo salto invece nell'asta dell'atleta con il pettorale numero 12, ovvero Matteo Borsetto dell'Associazione Atletica Nevi, che vanta un personale di 4,40. Ancora sul peso, qui vediamo se riusciamo anche, però ha messo il piede fuori e quindi era il numero 4 Gabriele Natali che annulla il suo lancio con l'uscita dalla pedana. Pedana del salto con l'asta, caricamento e rincorsa effettuata, partita, vola altissimo questo atleta, bene, è un bel salto questo che lo porta oltre la misura e andiamo subito a vedere il numero 7, è Andrea Dall'Oglio dell'Atletica Chiari Libertas che vanta un personale di 4,80. Ci sono anche già le prime premiazioni da effettuare, quindi ci saranno anche questi intermezzi, chiamiamoli così, per le premiazioni delle atlete e degli atleti. Salto in alto, vola, ma questa volta trascina via l'asticella. Il numero 4 andato in pedana era Pascone, che non riesce a superare la misura, trascinando appunto l'asticella. Peso e asta. Non riesce a rimanere in pedana. E questa volta non si passa. Avete visto come il salto in alto Manuel Lando al secondo tentativo a 2,08 m. peso. Ed ora in pedana Paolo Vailati al seconda posizione per il lancio del peso. Eccolo qui, Vailati, però Vailati nel salto con l'asta, lancio valido per Paolo, vediamo, grande lancio, un applauso da parte dei suoi amici e avversari. Vailati dovrebbe aver fatto un buon lancio. Numero anche lui impaziente. Vediamo se riusciamo a vedere la misurazione di Vailati. Ce lo dirà anche lo speaker, però forse riusciremo ad anticiparlo leggermente. Vailati, misurazione che arriva, è un 16,15, sì, 16,15. Misura di 16 metri, ripresa, quindi si passa i 16 metri, mentre salto bello, buono, valido, perché la stina rimane al suo posto, ferma lì per il numero 1 Manuel Lando dell'Atletica Vicentina. 2,08 m per Lando, quindi ci si alza anche nell'alto. Eccolo qua, bello il salto, vibra parecchio la stina a 4 in questa pedana, però adesso vediamo la risposta subito. La risposta subito nell'alto, vediamo Pascone mi pare. Sì, è Pascone, numero 4, che in pedana del salto in alto, eccolo lì, Pascone che però non va oltre la misura, non riesce a passarla, fallisce, nulla da fare, fallisce anche il numero 10, avete visto nell'asta, che è Lucio Neri della Industria Sport Padova, vanta un 4,60 personale, qui non va sopra i 4,50 per il momento. Lungo con in pedana Omar Abdul Majed, vediamo, è buono, c'è l'urlo dal peso,
finale per lui, vediamo. L'urlo dal peso, vediamo se la misurazione, sì, intanto è buono il lancio. Natali in pedana del peso, avete sentito anche l'urlo che ha accompagnato il lancio dell'atleta. Natali attende di sapere la misura, 11 o no, 14,65 mi pare. Prendetelo con la possibilità di aver sbagliato, perché la distanza è piuttosto notevole da parte nostra. C'è proprio quella là, c'è un altro lancio che viene accompagnato da un urlo disumano, e anche in questo caso mi pare che ci sia un buon risultato. Vediamo se la misura soddisfa l'atleta come in precedenza. Eccolo qui, va a controllare la misurazione. Nel peso riesco anche a dirvi chi era l'atleta. Riccardo del Torre, Christopher Cecchet e Lorenzo Ferri. Boidi, Luciano Boidi della Treviso Atletica. E qui nuovamente nel lungo. Qui nuovamente nel lungo, in attesa della rincorsa e della partenza per questo salto che andremo a seguire. Poi vi ricordo che intorno alle 17:30 scenderà in pedana Larissa Iapichino. Ecco la rincorsa di questo atleta Pini, che nel lungo Leonardo Pini della Cremona Sportiva vanta un personale di 7,07. Non ce la fa invece ad andare sopra la misura il numero 4 nell'alto, che è Pascone, che fallisce il tentativo. Asta con l'immagine che ci dà il salto fallito, il salto sbagliato di questo atleta mentre va alla rincorsa. Mi pare che il salto sia anche buono, visto che non si alza la bandierina rossa, quindi si passa decisamente già alla misurazione, mentre questa è la pedana dell'alto e qui invece il peso. Esce dalla pedana, e annulla così il suo lancio. E qui si va ad un altro salto, sempre in una giornata che sta diventando calda, un bel sole. Ecco l'asta ancora, è buono il salto, è valido il salto del numero 11 nell'asta, che è Dario Dester della Cremona Sportiva Atletica Arvedi. Vanta un personale di 4,50, mi pare che ci si esprima quindi sui propri livelli con questo salto. Ancora è sempre sulla pedana dell'asta per attendere questo salto, per attendere la prova di questo atleta. 19 per Andrea Anti, e quindi andiamo oltre la misura dei 7 metri per Andrea e si conferma in prima posizione, 7,19 per lui. 7,19 per Pianti. Intanto nel frattempo 46,50, sale molto bene, sale bene ancora, è buono il salto nell'asta. Avete visto come è andato oltre l'ostacolo. 4,50 nel frattempo la sticella del salto con l'asta, ha saltato Dolci. Vediamo se Dolci, no, è nullo, non è valido il salto di Dolci, quindi
si sistema la pedana del lungo, mentre qui siamo ritornati sull'asta che non sorride all'atleta che travolge l'ostacolo. Altro tentativo sempre nel lungo, questo primo meeting nazionale qui a Vittorio Veneto. La rincorsa, poi non ci siamo, si fa anche male, attenzione perché si è fatto anche male questo atleta, è inciampato all'ultimo, caviglia dolorante, speriamo non sia nulla di grave. 110 ostacoli assoluti, in corsia 3 Marco Perbellini, in corsia 4 Saverio Bovo. Bellissimo questo scorcio e questo paesaggio vittoriese in questo caso, mentre qui siamo a distanze ragionevoli, a distanze perfette per quanto riguarda il distanziamento sociale in tribuna. Buon pubblico, tra l'altro aiutato da un'ottima giornata, da una bella giornata soleggiata, calda, afosa anche in certe ore e in certi orari. Gli atleti vanno adesso qui sulla pedana dell'asta, la rincorsa, poi si ferma, rinuncia all'ultimo. Il numero 6 in questione in pedana dell'asta ed è, vediamo i dati di Nicolò Toffanin dell'Atletica Biotecna Marcon, vanta un personale di 4,90, mentre tutto potrebbe essere pronto anche per dare il via nuovamente in pista alla gara. Mentre si succedono i salti, qui siamo nell'asta ancora, una rincorsa molto blanda, molto lenta, in effetti poi molla tutto e salta, perde questa possibilità. Mentre vedete che si è conclusa in pedana del peso la gara, mentre ecco 2,13 m per Manuel Lando che abbiamo visto nella nostra immagine, abbiamo visto, eccolo qui, lo rivediamo, vediamo il salto, stacco perfetto e altrettanto buono il rientro delle gambe, quindi ok, perfetto, bravo Manuel Lando che va a passare la misura. Ancora nell'asta. Lorenzo Ferri del Pistoia Atletica 1983. Questi sono i ragazzi della seconda serie. Non riesce a superare l'asticella nell'asta, nulla da fare. Come vi dicevo 2,13 m per Manuel Lando. 2,13 m nell'alto per Manuel Lando. Questa gara di salto in alto che prosegue la sua salita verso l'alto. 4,50 nel frattempo il secondo salto Neri nell'asta. Vedete gli atleti che stanno rientrando. Abbiamo un po' tutto il parterre dietro la tribuna, no? Dove si è dovuto sistemare il tutto, insomma, sempre con la massima accortezza e la massima attenzione per i protocolli sanitari a cui hanno dovuto sottostare l'organizzazione, giustamente. Momento di stasi, però adesso dovrebbe essere tutto pronto. Giudici al loro lavoro, sistemazione delle varie pedane e partenza adesso. Prima serie per quanto riguarda i 110 ostacoli maschile, prende un leggero
vantaggio questo atleta in maglia rossa con il numero 7 in corsia 5, vince Sommacal agevolmente questa prima serie, 15:10 il suo tempo. Sommacal che va a vincere senza grossi patemi d'animo, senza grossi problemi in questa serie. E quindi Sommacal che con 15:10 vince la prima serie, 110 ostacoli maschile. Pedana del Lungo, proprio qui davanti alla nostra postazione. Pedana del Lungo con Omar Abdul Majed, che sta cercando di trovare la concentrazione giusta per spiccare il volo in questo salto. Concentrazione, pronto a caricare la sua rincorsa. Parte adesso, falcata lunga, ampia, è buona la staccata anche, vediamo se è valido. E qui invece nell'asta è fallito, fallisce il salto, nullo. Stanno preparando i blocchi. Gli atleti della seconda mentre serie ancora nel lungo in corsia 4 Gabriele Grigoi, ancora nel lungo Riccardo Del Torre, corsia 6 c'è Andrea Pianti in pedana. Lorenzo Ferri. Vediamo Pianti che è accreditato da un 7,78, la miglior prestazione in pedana intanto per quanto riguarda i partecipanti. Pianti nel lungo, direi se è possibile, vediamolo, eccolo qui che ha caricato la rincorsa sua, si allunga, se si ferma un pochino, infatti è nullo questo salto di Pianti, si arrabbia parecchio, ma ho visto che aveva rallentato ad un certo punto la sua rincorsa, poi va a chiedere di poter vedere lo stacco, in effetti il giudice gli mostra che ha staccato ben oltre la listina bianca. E qui invece c'è un bel salto per quanto riguarda l'asta, buono, e passa anche lui la misura. Lungo con Dolci ancora in pedana. Ecco la sua rincorsa, Dolci che si allunga, va, forza adesso, nulla da fare. Salto anche per lui, vediamo, ma mi pare che non ci siamo con lo stacco e vedremo. Mentre qui ancora salto in alto, salto con l'asta che va molto bene, finalmente, sembra essere contento il numero 5 Nicolò Fusaro dell'Athletic Club 96 Alperia, che vanta un 5,01 e va sopra la sua misura. Pedana del lungo ancora, vi ricordo, asta, alto, lungo, peso, disco, 100 ostacoli allievi, peso allievi, 100 ostacoli femminili e piano piano tutto il resto, 100 ostacoli allievi maschili, 110 ostacoli maschili, poi alle 17:20 100 metri femminili, poi il peso allievi alle 17:30 con l'entrata in corsa e in gara anche del lungo con Larissa Iapichino alle 17:30, abbondantemente passata la misura per quanto riguarda l'asta con il numero 3 Arrigoni, Valentino Arrigoni, Nuova Atletica Astro, che va a superare la sua misura. Ecco il salto in alto che vediamo, sì, cade purtroppo, si rammarica un pochino, e qui invece nel lungo vedete come siamo costretti ad andare a pescare le varie immagini. La nostra regia ci fa vedere, cerca di farci vedere un po' tutto, insomma, quello che è la prima giornata, l'inizio di questa prima giornata di questo meeting organizzato da ATL Etica, un salto culturale di San Medemiano. Vi dicevo alle 17:30 poi giavellotto,
il peso, il lungo, l'alto, gli 800 allievi, gli 800 allievi maschili e femminili, poi gli 800 maschili e femminili e i 300 maschili e femminili che andranno a chiudere la prima giornata intorno alle 19:15. C'è Pini al salto, la pedana del lungo che abbiamo appena visto. E questo è lo spazio dove gli atleti si muovono, si allenano, si preparano per entrare in gara. Pedana del lungo ancora. Chiedo alle 3 classificate per i 100 ostacoli femminili e alle classificate per i 100 ostacoli femminili assolute di avvicinarsi alla zona podio. Nello specifico qui con me Elena Essenzia, Francesca Bergamini, Azzurra Ballini ed anche Giada Carmassi, Elena Marini ed Alice Muraro. Momento di stasi ancora per le varie pedane, mentre sul lungo vediamo se riesce a partire Pianti. Ancora Pianti che attende, dovrebbe essere pronto. Ecco la sua rincorsa con Pianti che va a staccare bene, sì, è valido il salto e adesso non è molto contento mi pare perché allarga le braccia in più di un'occasione guardando dove è ricaduto. E vediamo Pianti quale sarà la sua misura, ma non mi pare 7,41, 7,41, mentre nell'asta cerca di superare la misura ma non ci riesce questo atleta che è in fondo appunto al nostro panorama abbiamo visto saltare. Ci sono delle premiazioni. Momento di premiazioni qui alla eccoli qui, sono i 7 atleti che vanno alle premiazioni, mentre vediamo c'è l'accompagnamento ritmico per Manuel Lando che va al 2,17, fallisce la prova. Fallisce la prova Manuel Lando che saluta il pubblico di Vittorio Veneto. 2,17. La presentazione gli atleti del peso allievi che saranno in pedana Matteo Perin del ecco, quindi sono già non è una premiazione, scusate, ma è una presentazione degli allievi del peso che andranno in pedana per lottare nella loro disciplina. Di Treviso Atletica
Seconda Musumari dell'Atletica 108 di Pavia, Giovanni Maria Sordi, Atletica Bruniera. Atletica ancora con questo meeting importante che qui a Vittorio Veneto ha fatto muovere, insomma, il dopo Covid, finalmente, il caso di dirlo, insomma, torniamo a vedere, torniamo a respirare un po' di sport, no? E quindi in questo caso Atletica che la fa da padrona, è la madre di tutti gli sport come viene definita, no? Quindi mi pare giusto che sia stata, almeno per quanto riguarda la nostra zona, una delle prime discipline ad andare in campo, ad andare in pista in questo caso, quindi complimenti all'organizzazione, agli amici della ATL Etica di San Vendemiano per questo primo meeting nazionale memoria il professor Ivo Merlo, ricordato pochi minuti fa da De Lazzari. Ecco che è partita la batteria. Alla seconda serie c'è un leggero vantaggio, viene rimontato molto bene, c'è il sorpasso, presumo, sì, arrivo, sì, potrebbe essere, è una bella gara questa è stata, con una buona partenza mi pare in corsia 4, poi sorpasso raggiunto e sorpasso secondo me dalla nostra postazione, però andiamo male a giudicare e a dare queste previsioni. Attendiamo anche noi il finish, il photo finish della giuria per decretare e vedere chi ha vinto questa batteria, questa serie. Mentre vi dicevo, intorno alle 17:30 l'arrivo in pedana di Larissa Iapichino, atleta che è un po' la stella, diciamo così, della manifestazione. Dovremmo vedere giavellotto uomini chiamati adesso alla presentazione, eccoli qui, li possiamo vedere subito ripresi dalla nostra regia. Sono una bella gara perché come diceva lo speaker sono parecchi che gareggeranno e quindi diciamo buona gara e anche a ottimi livelli, quindi avremo la possibilità di vedere degli ottimi lanci e delle ottime prestazioni, ci auguriamo. Jarno Zuccoli, Valentino Arrigoni, Edoardo Lisciandra, Lorenzo Bellè, Matteo Orian, Giovanni Frattini, Alessandro Ferro, Amar Kasibovic e Lorenzo Tugno. Quindi un grande numero di atleti chiamati che ci canteranno con i loro gli atleti lanci. appunto alla presentazione e adesso stanno arrivando anche gli attrezzi, che avranno a disposizione gli atleti. 100 metri ostacoli femminili per le allieve. Invito le allieve ad avvicinarsi al podio, grazie. Questa volta sì, c'è una premiazione, c'è proprio l'ex campione del mondo di ciclocross Renato Longo che andrà alla premiazione appunto di queste atlete, terza classificata sul podio. Al secondo gradino del podio, Francesca Bergamin per l'Atletica Treviso, che va al secondo posto. Oscar Campari, consigliere nazionale FIDA. Mentre il primo posto quindi sale sul primo gradino Elena Vezzecca, Ragazza del 2003 che gareggia per la chiave.
squadra La Piave va a centrare la prima posizione per questa atleta e quindi nei 100 ostacoli femminile abbiamo visto anche la premiazione dopo le serie che abbiamo assistito, cui abbiamo assistito. Foto di rito, è chiaro che bisogna rimanere ad una certa distanza, insomma. Un altro applauso per ringraziarvi E quindi per la partecipazione. si va alla conclusione di questa premiazione. Salto con l'asta che non riesce, cade l'asticella, nulla da fare per la rincorsa e lo stacco e il gesto tecnico di questo atleta che non riesce ad andare oltre l'asticella, che adesso viene riposizionata per il prossimo salto. E si va tra l'altro alla sistemazione o quantomeno ad allontanare, a spostare gli ostacoli che erano stati posizionati sulla pista qui dell'impianto di Vittorio Veneto, un impianto che, come dicevamo in precedenza, si presta molto bene a questo tipo di gara, questo tipo di gare. È un impianto che Vittorio Veneto ha finalmente avuto a disposizione, sistemato, è riuscito a valorizzare, insomma, con notevoli difficoltà, dobbiamo anche dire molte volte. Qui vicino, tra l'altro, buona questo salto, con qualche difficoltà si è avvicinato all'asticella, poi è riuscito con un colpo di reni ultimo a passare la misura. Vi dicevo, è una storia un po' lunga e martoriata di questo impianto qui a Vittorio Veneto, con una storia che sarebbe stata molto più semplice, fosse stata risolta magari anni fa, dando la possibilità, tanto abbiamo rivisto questo salto sempre nell'asta, mentre mi pare che siano anche già pronti nel peso in pedana, la pedana opposta a quella precedente, due le pedane del lancio del peso, mentre attrezzi posizionati in pedana del giavellotto con atleti pronti per scendere in gara, e quindi tra poco dovremo dare il via anche a questa disciplina, anche a questa prova. Dicevo peso, 100 metri, giavellotto per quanto riguarda il maschile, poi peso e lungo intorno alle 17,30, siamo nei tempi, mi pare, anche qualcosina prima, mi pare che tutto funzioni al meglio per il momento, poi intorno alle 18 l'alto per gli allievi, gli 800 metri per gli allievi maschili sempre, poi gli 800 allieve femminili e poi 800 maschili, 800 femminili e 300 maschili e 300 femminili, che chiuderanno appunto la prima giornata di gare qui a Vittorio Veneto. La seconda serie dei 100 metri femminili, vedo che sono arrivate al momento della presentazione, saranno della seconda serie Giulia Orlando, presentazione della seconda serie per quanto riguarda appunto i 100. Cutini, abbiamo anche l'alto e allora vedo, scusatemi ragazze, ci hanno portato anche la lista dell'alto allievi con l'ordine di salti
comincerà Enrico Cattaruzza con il numero 2, poi Esek Bivi Fada Unabor della Sindustria Sport Padova con il pettorale numero 3, con il pettorale numero 1 Celebrin Federico, con il numero 5 Pegoraro Giacomo, con il numero 4 Simona Corona, con il numero 6 Francesco Barbari. Silvia Baitella. Miglior risultato, miglior accredito è quello di Federico Celebrin che può vantare un 1,89, per quanto riguarda Cattaruzza invece vanta un 1,85 e Esek Scheibe vanta un 1,81, questo per quanto riguarda le prestazioni appunto che tra poco seguiremo, che tra poco vedremo. Presentazione avvenuta. Vanno a posizionarsi per essere pronte poi alla gara vera e propria. Tanto mi pare che sia anche pronto per una nuova presentazione, ma mi pare che sullo sfondo della pista dei 100 metri riesco a vedere già pronte, mi pare, la batteria al femminile 100 metri intorno alle 17:20 in perfetto orario, quindi sì, si stanno preparando per vedere per la partenza di questa gara. Pubblico di buon livello e abbondante per quanto riguarda questa prima gara. Partenza avvenuta, partenza regolare, partenza valida, si allunga molto bene, è una bella gara sui ottimi ritmi e si va a prendere un netto vantaggio la corsia 8, il tempo lo ferma in 12,68, in corsia numero 8 12,68 per quanto riguarda questa atleta che in corsia 8 va a prendersi un buon responso cronometrico e una buona prestazione. 12,68 e l'asta sale ancora con l'asticella che viene portata a 4,70. Ora datemi un cenno d'assenso, la presentazione della seconda serie un di salto che avviene fallito nell'asta, ci si ferma 4,70 come dicevamo prima, cominciano ad essere anche misure preziose, misure importanti. Poi abbiamo Federica Pelagatti del Pistoia Atletica insieme alla sua compagna di squadra Giulia Cutini. Presentazione proprio davanti alla nostra postazione, mentre ci si sta allenando con il lancio di Giavellotti che adesso vengono ripresi e riportati alla base, mentre dovrebbero essere pronte tra pochissimo, lo saranno per la batteria cui assisteremo nei 100 metri donne. Abbiamo assistito in una prima batteria buona, piuttosto veloce, 12,68 mi pare se non erro. Fate fermare il cronometro. 4,70. Altra misurazione di 4,70 per quanto riguarda l'asta che sale. La ripresa dell'attività dopo maledetti 3 mesi di Covid e quindi la mia preghiera a tutti voi in tribuna di rispettare il distanziamento, la mascherina,
per fare in maniera che questo stramaledetto virus non venga fra di noi e che ci permetta di fare la nostra attività. Ancora lanci di preparazione, di allenamento. A gioire di questa meravigliosa attività che è l'atletica leggera. Ecco il lancio del giavellotto di questo atleta, mentre nell'asta altro errore per questo atleta che non sale oltre l'asticella, quindi nulla da fare. E la presentazione. Sono pronte alla presentazione anche le atlete dei 100 metri, la terza serie dei 100 ecco la terza metri piani, serie 100 metri che stanno per essere presentate. Siete voi? Terza serie, eccola qui come annunciata dallo speaker, mentre la seconda serie è pronta la presenza di Cecilia tra poco alla partenza, al via, per vedere un'altra bella gara qui davanti alla nostra postazione, davanti alle nostre telecamere. Intanto ancora salto con l'asta, si prova a salire in alto e ce la fa, passa i 4,70, buono il salto, 4,70 nell'asta, salta bene. Aurora Sofia Zanchetta, Bruniera Fluintagli e Elena Marini del Team Treviso. Questa la terza serie, quella con le atlete. Altri lanci intanto di allenamento per quanto riguarda il giavellotto, che tra poco prenderà il via. E pronta in partenza invece la seconda serie dei 100 metri. Ed ecco appunto seconda serie dei 100 metri pronti al via. Vedremo un'altra gara piuttosto interessante, piuttosto veloce anche in questo caso. Prima cronometro che si è fermato sui 12,68. Si attende lo starter che darà il via per questa seconda serie dei 100 metri piani. Tutto è pronto, partenza valida, eccole che si lanciano lungo i 100 metri. A lungo esce bene in posizione centrale, va a prendersi sicuramente la vittoria, si è affaticato un attimino prima di trovare il ritmo giusto, poi 12,73, vediamo, sì, 12,73 il tempo, quindi mi pare vincitrice in corsia numero 5, ha avuto qualche difficoltà nel trovare il passo giusto, poi si è sciolta un pochino ed è andata davanti alle altre, poi vedremo il nome. 12,73, leggermente più alta rispetto alla prima serie, la prima batteria, che aveva fatto fermare il cronometro sul 12,68. 12,73 adesso nella seconda batteria, nella seconda serie. Ancora alcuni lanci di allenamento, di preparazione per quanto riguarda il giavellotto. Terza serie, terza batteria, Un attimo, provvede all'appello. la tecnologia adesso mi fornirà i vostri nomi. Asta, con il salto, nulla da fare, È arrivato anche si arrabbia l'atleta, poi fa un salto mortale indietro. Sono con noi Anna Costella del Eccole qui, intanto la premiazione, la presentazione del lungo che alle 17,30, quindi in perfetto orario, prenderanno il via qui sulla pedana. Carol Zangoppo, Assindustria Sport Padova. Elisa Naldi, Atletica Virtus E Lucca. potete vedere appunto che tra le atlete c'è la campionessa Under 20, campionessa europea Larissa Iapichino, che gareggerà in questa gara. Sicuramente sarà lei, insomma, avrà tutti gli occhi addosso, un po'. Tra l'altro gareggia per la prima volta nella società in cui c'è anche il padre. Il padre è stato così ingaggiato, diciamo, da De Lazzari e dall'atletica
dalla TL Etica San Vendemiano come dirigente, e quindi vedremo cosa porterà questa novità anche in casa Iapichino. Eccola qui allora il lungo donne che stiamo ricordando: Costella, Seramondi, Filippetto, Borello, Zangobbo, Naldi, Surian, Iapichino con il pettorale numero 1, che corre, o meglio gareggia per l'Atletica Firenze Marathon con un personale di 6,64, che è quello migliore chiaramente in questo parterre. Poi troviamo Bilibasci, Battistella, Caregnato, Menz, Benussi e Vigato. Allora inizieranno con Anna Costella dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli, che vale un 5,83 personale. Intanto la terza serie, la terza batteria che vediamo dei 100 metri piani, eccole qui, si distende, viene fuori in recupero molto bene, ancora 11,87 è sicuramente la batteria più veloce questa terza serie, 11,87 per il responso cronometrico, con questa gara in uscita, in rimonta appunto la corsia numero 5, mi pare di aver visto, quindi bene, molto bene, diciamo, con questa terza batteria, con questa terza serie che ha portato appunto a fermare il cronometro sull'11,87, non male. È partita la gara anche per il peso, pedana, mentre altro salto a vuoto per quanto riguarda l'asta, fallito, e tra poco si dovrebbe dare il via al lungo femminile con autentica stella della gara, Larissa Iapichino, che, come ci ha dichiarato, come si sa, insomma, ha avuto la possibilità, c'è stata un'intervista, o meglio un pezzo, diciamo un articolo di Luigi Garlando su Sport Week della Gazzetta dello Sport, che le settimane scorse salutava appunto Larissa Iapichino facendole i complimenti e dicendole che, citando anche la mamma Fiona May, che in fin dei conti poteva anche essere soddisfatta che non ci sono le Olimpiadi, no? Ma poi questo magari non è vero, però perché soddisfatta? Perché lei non aveva ottenuto la misura giusta, per la misura atta a partecipare appunto alle Olimpiadi, quindi ha un anno di tempo per guadagnare e per portarsi sulla misura che le permetterà appunto di andare alle Olimpiadi, con una misura di tutto rispetto e quindi la possibilità di avere lo stimolo per tentare di puntare, insomma, dove può arrivare questa ragazza. Ricordiamoci che ha 18 anni, quindi è giovanissima, e che quindi è una atleta in completa espansione, un atleta che deve ritrovarsi. Lo ha dichiarato pure anche lei, dichiarando che ha dovuto e voluto cambiare il modo di saltare, lo stacco, la rincorsa, ha cambiato parecchie cose, quindi staremo a vedere una prova, questa di Vittorio Veneto, molto importante anche e soprattutto per lei, quindi per la prima sua uscita qui a Vittorio. Gli accrediti fra gli 11.05 e 11.19. Se hai le persone presenti, vai pure avanti con la premiazione. E poi
poi andremo a presentare anche le successive Eccola serie dei 100 la metri, Iapichino, la seconda e la terza, scusate. Larissa Nel frattempo Iapichino, avanti con le premiazioni. che prima di essere nota come atleta lo è stata per essere, vabbè, chiaramente la figlia di Fiona May, ma anche perché molti la ricorderanno negli spot televisivi dove appunto figurava lei come la figlia appunto di Fiona May, quindi Larissa era il nome che ci ricordavamo e si ricordavano tutti. Poi si è messa a fare bene il suo lavoro, diciamo, e quindi tutto ok per la Iapichino atleta. Ci portano anche l'ordine di partenza poi già dell'800 metri allieve, ci saranno 2 serie, mentre per gli allievi ci saranno 3 serie. È tutto pronto per dare il via, mentre in pedana del lungo nuovamente misurazioni e nuovamente Siamo pronti per le premiazioni stacchi e misure per ogni atleta da posizionare e poi piccoli gesti scaramantici, insomma, che ognuno o ognuna ha, Elena Donazzan, e Teresa Balboni piccoli gesti che e si Renato fanno prima di ogni gara, prima di ogni salto, immaginiamo. In corsia per i 100 metri maschile, in questo caso è tutto quasi pronto, si attende soltanto la possibilità di dare il via, mentre nel lungo donne si inizierà da Anna Costella, se è giusto l'ordine che mi è stato dato, con il pettorale numero 10. A seguire ci sarà Seramondi con il numero 3, poi Filippetto con il numero 5, con il numero 12 Borello, con il numero 2 Zangobbo, con il numero 6 Naldi, poi con il numero 13 Surian Jasmine e poi la Iapichino con il numero 1. A seguire la Billy Kabashi con il numero 7, poi con il 4 Battistella, con l'11 Caregnato, con il 9 Menz, con il 14 Benussi e con l'8 Vigato, che chiuderà il giro di salti, appunto. È una gara piuttosto consistente, quindi diciamo che potrebbe essere sicuramente una gara impegnativa, una gara interessante. Chiaramente Iapichino ha la misura migliore e vanta un 6,64, la campionessa appunto europea under 20, vi ricordo 18 anni per la Iapichino, quindi un atleta che è in espansione, un atleta che naturalmente da cui ci si attende molto. Grazie. Grazie a tutti e complimenti. Premiazione avvenuta. E adesso penso che ci sarà la partenza dei 100 metri uomini. In attesa delle ultime sistemazioni per la pedana del lungo, proprio qui davanti a noi. Chiaro che l'interesse insomma sia sulla Iapichino, che sta bevendo sotto la tenda e sta salutando i propri tifosi, trovando e cercando di trovare anche naturalmente tranquillità e concentrazione. Eccola, partita. È una buona, 5 atleti, prende
la distanza, prova ad avvicinarsi, prova ad allungare il pettorale numero 17, 11 a 16, 11 e 16 per quanto riguarda la prima serie dei 100 metri che abbiamo visto. 5 atleti, c'è stato ancora una volta un po' di difficoltà iniziale nella partenza, poi trovato il ritmo giusto, la falcata giusta, ha allungato decisamente bene e quindi 11 e 16 il tempo migliore nella prima serie per quanto riguarda i 100 metri maschili. Questa è la seconda serie dei 100 metri e sono presenti anche gli atleti della Stanno provando i salti adesso per quanto riguarda le fuori, atlete del lungo. 10.33, 10.43 vi presenterò anche i loro accrediti. E presentiamo anche l'alto allievi, se no non possono andare in pedana, e saranno protagonisti nell'alto allievi Enrico Cataluzza dell'Equipe Athletic Team. Alto salto nell'alto, sale e poi trova l'asticella, purtroppo per lui, purtroppo per questo atleta travolge appunto e non vola oltre l'asticella, nulla da fare. Mentre siamo partiti anche nel giavellotto con questo lancio che tra l'altro non è valido, annullato questo lancio del giavellotto e allora vanno a prepararsi anche la seconda batteria, la seconda serie per quanto riguarda i 100 metri piani maschile. Altra premiazione per quanto riguarda le gare che si sono svolte e che si sono già concluse. Si premia il lancio del disco 40 e 49, Sartori al terzo posto. Sartori al terzo posto con un lancio di 40 e 49. Secondo posto invece con 46 e 55 Fortuna della Carabinieri di Bologna. Nulla da fare nell'asta intanto con un salto nullo ancora. E poi la vincitrice 50,06 per l'Atletica San Marco, c'è la vittoria di Natalina Capoferro che va a prendersi la medaglia d'oro, in questo caso primo posto per questa premiazione, un disco. Ancora salti di prova per il lungo al femminile. 17:30 la partenza, adesso siamo un pochino in ritardo rispetto alla tabella di marcia, però insomma ci stiamo tutto. Mentre c'è un'altra presentazione, c'è un lancio del peso accompagnato da un urlo disumano che ha rimbombato nell'impianto di Vittorio Veneto Asta, con il salto che è stato effettuato non in maniera perfetta, basso sotto l'asticella, che viene travolta e viene abbattuta. Ancora salti di preparazione per quanto riguarda il lungo femminile. Ed ecco la terza serie, la terza batteria. Contiene i cavalli di razza per i 100 metri e sono l'Ingley della 100 metri. Con un personale di un accredito di 10,81. Qui si va su tempi piuttosto interessanti per questa terza serie, quindi vedremo che gara ne uscirà, mentre si attende lo svolgimento. Fiamme gialle 10,33 miglior accredito e stella di questo
Prima giornata Ecco, c'è del meeting di lo Vittorio Veneto, staffettista, poi diciamo, Simone Desalu, Zambelli della Riccardi che Milano, gareggia 10 e appunto 43 per lui, in gara. Oliviero Nicolò Stiamo Olivieri osservando del anche Primiera Fluentagli, la preparazione di un 10,75. salto della Poi Iapichino, Nazareno Sacchetto, Fiammelo Padova 10,79. che ha provato la Marco rincorsa Mattini, soprattutto. atleta trevigiano ma per Riccardi Milano con 10,81. Questa che si sta presentando è la terza serie, la terza batteria, mentre è pronta la seconda batteria sui 100 metri, che potrebbe dare un'altra scossa, insomma, al tempo che è già buono quello della prima batteria. Vedremo se si abbasserà ulteriormente in questa seconda. Iapichino che sorride, parla con una compagna, va a prendere posizione, sposta alcune segnalazioni per quanto riguarda gli stacchi. Altro urlo che accompagna il lancio del peso, e arriva anche l'applauso delle persone presenti qui a Vittorio Veneto. Intanto è partita la seconda batteria, molto bene l'allungo in corsia 7, viene probabilmente a prendersi la vittoria. 11:22 per quanto riguarda il cronoman, 11:22 per Bertolini al primo lancio. 11:22, quindi Bertolini 75 metri per quanto riguarda il lancio del giavellotto. In effetti è una delle gare più interessanti queste del giavellotto di oggi, la prima giornata qui a Vittorio Veneto. 75 metri, oltre 75 metri il primo lancio. 100 metri piani. Terza serie per i 100 metri piani maschile. E vediamo se andremo ad abbassare ulteriormente il responso cronometrico dopo la seconda batteria, la seconda serie che abbiamo seguito. È quasi tutto pronto. Ancora qualche salto di preparazione per quanto riguarda il lungo femminile. E poi dovremo esserci anche con questa disciplina, anche con questa possibilità di vedere all'opera appunto la campionessa europea Under 20 Larissa Iapichino. Salto con l'asta, sale, era salito molto bene anche, tra l'altro poi il rientro è stato un po' devastante perché ha toccato. Distanziamento sufficiente, chiedo, portate pazienza, ma facciamo questo sforzo di prevenzione, di mettervi la mascherina. Signore e signori, siamo sportivi, rispettiamo le regole. Se non c'è il distanziamento fate questo movimento di braccio per portare la mascherina come deve essere correttamente portato, per la prevenzione di questo stramaledetto virus che ci sta alienando la vita. Cerchiamo di essere tutti assolutamente vicini a quelle che sono le regole. Nel frattempo altro lancio sopra i 50, il secondo lancio del peso per Sartori alla pedana del sopra i 50 metri, al di sotto di quello precedente dei 75 di Bertolini. Allora un'altra premiazione che avverrà tra pochissimo. Mi pare sui 110 ostacoli le premiazioni che avverranno. Vedremo se poi sarà possibile anche avere qualche ospite, qualche organizzatore, magari lo stesso De Lazzari o
qualche altro personaggio dell'organizzazione, qui ai nostri microfoni, per commentare con il sottoscritto questa prima giornata di gare qui a Vittorio Veneto, a cui farà seguito la seconda giornata domani, appunto si inizierà alle 9 del mattino con gli allievi all'asta, poi il martello, i 200 ostacoli, il triplo, i 200 ostacoli maschile, il martello, 200 allieve e poi 200 femminili, poi ci si fermerà intorno a mezzogiorno per ritrovarci nel pomeriggio a partire dalle 16 per le ultime gare fino alle 17:30, quando si concluderà con i 150 metri femminili la giornata, la 2 giorni appunto di atletica leggera. È arrivato anche il sindaco Miatto qui a questo splendido impianto. Ecco, sarebbe anche l'occasione giusta magari per avere Miatto ai nostri microfoni, vedremo se ci sarà questa possibilità. Certo è che noi siamo dalla parte opposta, quindi non ho possibilità. E Miatto per il momento è impegnato poi con le premiazioni che sta effettuando. Dovrebbe essere pronto anche il tutto per la partenza della terza serie dei 100 metri maschili. All'asta ancora un salto che non va, viene annullato chiaramente. Di poco sopra i 50 un altro lancio del giavellotto. Terza serie dei 100 metri piani, dove si sono rilevati qualche problemini ai blocchi e adesso stiamo cercando di porre rimedio. Io ricordo intanto che ecco il ritardo, lo ha spiegato lo speaker sui blocchi di partenza, con in seconda corsia Stefano Cuosci dell'Atletica Vicentina, la possibilità appunto di vedere poi questa gara, ultima serie, mentre va ad iniziare la gara nel lungo femminile. Prima misurazione del primo salto della prima atleta. Nicolò Olivieri della Brugnara Printagli, 10,65. Corsia 7 Nazareno Sacchetto del gruppo sportivo Fiume Oro Padova con 10,79. In ottava corsia Marco Martini, Riccardi Milano. Tocca a Filippetto, terza atleta del lungo. Filippetto è pronta nella pedana del lungo per il terzo salto totale, il primo per lei. Filippetto. È tutto pronto? Filippetto che va alla rincorsa. Lo stacco mi pare buono dalla nostra postazione, vediamo se è così, se ho visto bene, sì, valido. E allora si passa alla misurazione. Filippetto che parla con il suo allenatore dall'altra parte della pista, chiaramente. Filippetto. Alice Morete dal Pra Irene ad avvicinarsi alla zona podio. Grazie. Filippetto. Ora tocca a siamo Zangobbo. pronti per accogliere gli atleti della terza serie dei 100 metri e quindi ma un attimo di pazienza che vediamo questa gara straordinaria qui nel vediamo se abbiamo sbagliato, a 5,93 per Filippetto. Borello.
mentre è fallito il salto con l'asta in pedana. È pronta la partenza alla terza serie dei 100 metri uomo. Eccola, partenza valida. Un applauso a Si va, si va, si va. Sì, è velocissimo, è velocissimo. De Salù va a vincere in 10,39. 10,39 per De Salù, che ricordo è uno staffettista della nazionale italiana, quindi netto favorito per quanto riguardava questa gara, lo conferma. 10,39 De Salù. Complimenti. 10-20 batteria di Filippo Tortu, quindi capite ecco, a che livello siamo con la Rieti prestazione comunicano di che Desalo. Tortu fa un 10,28 in batteria a Rieti, risponde Vittorio Veneto con De Salù che risponde con un 10,39 e foto di rito adesso per quanto riguarda i 6 in gara che abbiamo visto poco fa nella terza serie. E allora andiamo in pedana per il primo salto della Zangobbo, in pedana del lungo femminile, che abbiamo la possibilità di seguire in maniera migliore visto che abbiamo qui davanti. Siamo di nuovo in rapporto alle atlete del peso allieve, Alice Morè e dal Ecco Zangobbo, la sua rincorsa e lo stacco. Andiamo a vedere, mi pare valida, mi pare buono il salto, sì. E allora andiamo alla misurazione per Zangobbo, il primo salto di Zangobbo. Vediamo la misura di Zangobbo. Al primo tentativo 5,71. 5,71 per Zangobbo al primo salto. Ed ora dovrebbe essere la volta di Elisa Naldi, pettorale numero 6. Elisa Naldi è pronta in pedana per il suo primo salto. Naldi va alla rincorsa, parte bene, spinge e poi lo stacco mi pare buono. Vediamo. Naldi, sì, è buono il salto. Vediamo il responso, la misurazione. Naldi, Elisa Naldi, vediamo dove è caduta, dove è ricaduta. 6,10. 6,10 per Naldi. Ed ora Surian con il pettorale numero 13, Jasmine Surian, classe 94. E poi dietro di lei vediamo prepararsi Larissa Iapichino al suo primo salto, come le altre atlete naturalmente. Surian Jasmine, primo salto per lei. Quindi gli atleti possono portarsi alla linea di partenza. 57,06 è il lancio. Primo salto per Surian, vediamo la sua misurazione. 5,21. Iapichino adesso, primo salto. E allora, ecco il primo salto di Larissa Iapichino qui a Vittorio Veneto, autentica stella del meeting sicuramente, insieme a Delausu che avete visto ha già movimentato il cronometro con un 10,39 nei 100 metri maschili, mentre tocca a lei, a Larissa Iapichino, che vogliamo vedere come ha cambiato il suo modo di caricare, di rincorsa e di stacco. Eccola qui che arriva il primo salto di Iapichino, annullato il primo salto di Iapichino, che va a parlare adesso
con il suo allenatore per capire dove ha sbagliato e dove deve e dovrà correggersi appunto nella rincorsa e nello stacco. Bilik Bashi adesso per quanto riguarda sempre il lungo, primo salto anche per lei, primo salto anche per Bilik Bashi. Alessia, classe 98, eccola che va allo stacco, stacca molto prima mi pare, vediamo, sì, è buono, però mi sembra che abbia staccato un pochino in anticipo, però attenzione perché siamo molto distanti, quindi la nostra ottica potrebbe essere falsata sicuramente. 5,48 per Kilibashi. Tocca a Battistella adesso. Tocca a Battistella, pettorale numero 4, Arianna Battistella, è un 2002, giovanissima. Altra premiazione intanto per quanto riguarda la manifestazione, la gara. Parte Battistella. Ho visto che la rincorsa era piuttosto affaticata, lenta e non sarebbe stata in grado di spiccare il volo e ha pensato bene di annullare la sua rincorsa, la sua fatica e il suo salto, passeggiando sulla pedana. Caregnato, pettorale numero 11, anche lei è una giovane, 2001. Ecco la sua partenza, la sua rincorsa. Lo stacco vediamo se è buono, sì, per esserci c'è. Vediamo adesso che misura, non mi pare di grandissimo spessore o salto, insomma, per Caregnato, vediamo dove è andata ad atterrare, per così dire. 5,11 in effetti avevo visto bene. 5,11 per Caregnato, tocca ad Anna Menz, altra millennial, pettorale numero 9. Abbiamo un fisico strutturato, un fisico già importante, un fisico già impostato, vedete. Tutto pronto anche per la partenza in pista di un'altra gara maschile. Ha saltato intanto Menz, mentre ci siamo con i 5 atleti di questa batteria, di questa serie. È chiamato, pronto alla partenza. È buona, è valida. Prima serie di 800 allievi. Ecco gli 800 allievi, prima serie partita, prima serie, prima batteria. In pista per il doppio giro e allievi. Mentre tocca a Benussi nel lungo, 800 metri allievi maschile in corsa. La situazione del virus permette qui in Veneto da noi di poter correre in maniera tradizionale. Gli atleti hanno fatto i primi 200 intorno ai 32 secondi, maniscalco in testa, a seguire gli altri. Ecco gli 800, la prima serie con gli atleti che stanno sopraggiungendo davanti alla tribuna dell'impianto di Vittorio Veneto. E allora 800 metri, secondo giro pronto. Ecco la campanella, secondo giro ai 400, 1,06. Mentre in pedana del lungo Vigato, Camilla Vigato, classe 2000 al salto effettuato, pare anche buono, vediamo, è valido per il momento, vediamo la misura. Mentre dalla parte opposta si movimenta un po' la gara degli 800 con un allungo adesso
un lungo Vigato per il lungo va a 5,34. Attenzione, c'è stato lo strappo per quanto riguarda gli 800 e allora ci prova ancora a lungo perentorio di questo ragazzo, il numero 16, che va sicuramente a vincere, a prendere un buon vantaggio e va a vincere la prima serie degli 800 metri allievi. Bene, in 2.04 e 88, 2.04 88, avanti con le premiazioni. 2.04 e 88 il primo responso cronometrico per gli 800, la prima serie degli 800 maschili, e siamo già al secondo giro, secondo salto per le donne nel lungo. Dopo Costella tocca a Seramondi. Grazie. E sul gradino più alto del podio con 15,06 per l'Athletic Club Firex Belluno, Nicolas Cecchet. Altre premiazioni che avvengono una dietro l'altra, parte Seramondi intanto nel lungo femminile, lo stacco, buono. Vediamo se intanto è valido il salto, se ha staccato bene, sì. Un applauso Andiamo a vedere, questa premiazione. vedere la misura. Due parole con Fausto De Salu. Andiamo a vedere la misura di Seramondi. Sono qui vicino alla riga d'arrivo. 5,52 di Seramondi. Allora Fausto, dici, la tua gara di oggi, sei soddisfatto? Sì, sono molto soddisfatto perché comunque ha fatto un 5,52 Seramondi. Tocca a Filippetto adesso. molto bene. Devo rimanere qualcosa in partenza perché è sempre il mio tallone d'Achille, però il lanciato... Filippetto, Ho visto, ho guardato anche il video, pronta al secondo salto con la composta, per l'atleta nel lungo. Quindi la pista di Vittorio Veneto Sì. ti è piaciuta? A rincorsa, sì, si va, la consiglio, quando torno a casa la consiglio anche rinuncia poi Benissimo, all'ultimo, noi siamo d'accordo anche con se lui, aveva nel far staccato venire giusto però. altri atleti. Fausto, un'ultima domanda, i prossimi impegni e i tuoi obiettivi. Stavo guardando all'indirizzo di Dell'Auso, appunto, che sentiamo intervistato dallo speaker. Volevo vedere se avevamo la fortuna anche noi di poterlo avere i nostri microfoni, magari pescando e facendoci vedere da lontano da parte di De Lazzari. Borello intanto per il lungo, distanza pettorale numero 12. e poi da agosto in poi inizieremo anche a fare i 200. Benissimo, Rincorsa, allora, facciamo una un pochino corta rispetto alla partenza delle altre. Un grande in bocca al lupo a tutti i tuoi Sì, amici. è buono. Grazie Fausto della tua bellissima prestazione, buon rientro. E ne approfitto per ringraziare DSD Impianti Meccanici ed Elettrici. 10,39 ha risposto subito a Rieti a Tortu dell'Ausu, che è uno staffettista appunto italiano. Che hanno partecipato e sostenuto questa manifestazione. Zangobbo nella pedana del lungo. Intanto è partita la seconda serie degli 800 maschili. E adesso andiamo a presentare invece la terza 800 serie maschili. degli 800 che sarà protagonista Mentre Zangobbo in pedana. dopo la gara. Il salto buono, sì, è valido, quindi attendiamo il responso cronometrico, o meglio, attendiamo il responso del salto. Come vi dicevo, la terza serie vedrà protagonista. Mentre allunga subito negli 800 alla seconda serie, allunga subito, prende un leggero vantaggio che lo porta a passare davanti a tutti sul primo giro, nel primo giro dei 400 metri. Eccolo qui, vediamo se è partito forse un pochino troppo presto. Stanno rimontando gli altri atleti alle sue spalle, vediamo cosa succede in questo ultimo giro, in questo secondo ed ultimo giro. Naldi al salto in lungo,
Buono lo stacco, vediamo se la bandiera è quella buona. Sì, quella buona, quindi si va alla misurazione. Eccolo qui che avviene il sorpasso dalla parte opposta della tribuna, la parte opposta dell'impianto. Prova a reagire l'atleta che aveva preso un 4-5 metri di vantaggio, poi si è fatto riassorbire, è stato superato, e allora però prova a rintuzzare e ritorna sotto ancora, non ci sta, e vedete che ha risposto molto bene. Ha avuto un attimo di difficoltà, poi si è rifatto sotto nuovamente. Gli 800 chiude in 2:02,97. 2:02,97. Surian, Jasmine Surian in pedana, prima di Iapichino. Surian allo stacco dopo la rincorsa, stacco che mi pare buono. Secondo salto per Surian, vediamo la misura mentre attendiamo il secondo salto di Iapichino, che il primo l'ha fallito, l'ha saltato. 5,24 per Surian. 5,24. Iapichino. Filippo, noi qui siamo pronti a premiare gli atleti del salto in alto maschili in assoluti. Invito i 3 atleti da podio ad avvicinarsi al podio. In attesa di questo secondo salto di Iapichino, che prova ad andarsi a prendere la misura. Iapichino. Vediamo il salto. È buono? Sì, è buono. Vediamo la misurazione. Questa volta potremo avere subito il primo responso. Vediamo. E allora Iapichino, secondo salto, ma prima sua misurazione in questa gara di Vittorio Veneto. Iapichino va a 6,57. 6,57. 6,57 per Iapichino, mentre dopo di lei Bilikbashi, Alessia, al suo secondo salto. Con un'altezza di 2,13 m a gareggiare per atletica vicentina sul gradino più alto del podio Manuel Lango. Non valido il salto in pedana del lungo, mentre c'è premiazioni appunto per questi 3 saltatori che hanno onorato una bella gara di salto in alto. Battistella nel lungo. Grazie ragazzi. Battistella al salto, finisce in ginocchio, non un grande salto. E Battistella misura di 5,28 per Battistella. Caregnato. Ora alla presentazione Giavellotto con questo lancio abbondantemente oltre i 50 metri, quasi sui 60. Avremo 8 atlete, sono Camilla Trio della Fondazione
Vittorio Veneto, Gaia Pedinello del team Treviso. Eccola qui, vediamo il replay di questo salto. Anna Saccani della Valpolicella Lupatottina, compagna di squadra di Emma Dalle Vedove, Carlotta Berton, Assindustria Sport Padova e Alice Rosin, Venezia Runners Atletica Murano. Un altro lancio per il giavellotto, vediamo se è buono perché arriva sui quasi 70 metri, quasi 65 metri più o meno. Mentre è iniziata anche la gara dell'alto, sempre maschile, peso, come potete sentire dalle urla di accompagnamento del lancio del peso. Nell'alto si gareggia per la categoria allievi, chiaramente. Gli 800 li abbiamo visti allievi sia maschili che femminili. E poi ci saranno gli 800 non di categoria. Ha lanciato Norbert Bonvecchio. Abbiamo sentito il lancio accompagnato dall'urlo, il giavellotto che vola oltre i 60 metri abbondantemente. Della braccia atletica. Siamo al secondo salto. Intanto partono gli 800. Partenza per le allieve, 800 metri allieve, scusate. Ha saltato Vigato e conclude il secondo turno di salti per il salto in lungo assolute femminili. E qui ci sono in pedana già, stavo osservando gli 800 metri, ma sono allievi e non allieve, quindi siamo sul maschile. È il primo giro, si sta per concludere i primi 400 metri. Eccoli, pettorale numero 2 in testa, ha distaccato un pochino. Più rappresentativa degli 800 metri maschili, 56 passaggio. Tanto tocca, vediamo la misurazione per quanto riguarda il prossimo salto nel lungo. Nel frattempo noi siamo pronti per premiare le Dalla parte vincitrici opposta del 100 della metri tribuna si lotta per questo ancora secondo 20 secondi giro. per vedere la Questo fine secondo di questa giro gara. Si porta degli 800 ai prova 600 metri con a un staccare grande tutti, allungo. bello a lungo effettivamente, come viene sottolineato dallo speaker della manifestazione. Va ad allungare decisamente la sua gara. Eccolo qua, attenzione, c'è il tentativo di rimonta, attenzione, un bel finale, ma va a rintuzzare il tutto. Sì, ce la fa, arriva a vincere con un 1:56,23. 1:56,23 per quanto riguarda questa batteria, questa serie, e quindi bene, avevamo detto appunto che sicuramente il suo personale. Vai Emma. E allora invito ad avvicinarsi al podio Eleonora Iori, Giorgia Bedinazzi e Aurora c'è Bertoni. Filippetto che va al salto Longo Renato in ed lungo, Antonella Auliano. sempre dalla pedana, qui dall'impianto di e qui andiamo, è nullo però questo lancio dal giovellotto, Si classifica con il tempo mentre di Filippetto 12,03 dalla pedana del lungo per vola. Fratellanza Modena. Vediamo se è buono, sì, il salto è valido, quindi attendiamo soltanto la misura.
di Filippetto. Con il tempo di 11,89, gareggia per Atletica Bruniera Friuli Tagli, si classifica al secondo posto. Sempre nel giavellotto, vedete, siamo andati oltre i 60 metri. Premia Antonella Oriano. Sto lancio buono. E la vincitrice assoluta di oggi con il tempo di 11,86. Altre premiazioni intanto per quanto riguarda Aurora Bertone. la prima giornata di gare qui a Vittorio Veneto. Borello va al salto in lungo dalla pedana, buono il salto. Qui rimaniamo al di sotto dei 50 metri nel lancio di questo atleta nel giavellotto. Grazie ragazze e grazie alle autorità che sono qui con noi oggi ad omaggiarci con la loro presenza. È un'altra batteria che parte dalla prima serie femminile degli 800. La prima serie degli 800 femminili va subito all'attacco, prova ad allungare, qualche metro preso. Dalle retrovie si prova a rintuzzare, a rimanere sul gruppo di testa che però prende un leggero vantaggio e si presenta addirittura d'arrivo davanti alle tribune con un moderato vantaggio su un altro paio di atlete. Sì. Buona l'andatura per il momento, 1.04, 1.06, vediamo, va 1.09.42 il primo passaggio ai 400, 1.09.42 il secondo giro adesso. Eccoci, adesso il secondo giro, la seconda serie ultimo giro. allieve che faranno gli 800 e sono Anna Turcato della Silvestre Sport Padova, Emma Schiavon dell'Atletica Jesolo Turismo, Elena Bonafè Preso dell'Atletica Estense, veloce, ha preso un margine interessante di vantaggio, vediamo se riuscirà a tenerlo fino alla fine. Va all'ultima curva prima di presentarsi addirittura d'arrivo, prova però a rimanere sotto, forse va a rintuzzare anche questo tentativo di andarsene, vediamo. Sarà un finale interessante anche questo per la prima serie di questo femminile, vediamo se riesce a mantenere il vantaggio, se riesce a rimanere lì davanti. Sì, c'è un po' di stanchezza da parte della seconda per il momento, in difficoltà nettamente. Allora 2.24 e 31, 2.24 e 31. Allora 6.57, 6.57 per Iapichino il secondo salto, ma è il primo utile che ha fatto, e allora vediamo se Iapichino va a prendersi il suo personale. Larissa Iapichino al terzo salto, il primo l'ha sbagliato, il secondo 6.57 a pochi centimetri dal suo personale. Guardate il caricamento, e allora Iapichino che vola, e vola Iapichino, vediamo se è nullo, però attendiamo il riscontro. no, è nullo, è nullo, non si era accorto De Lazzari. Vuole vederlo l'atleta? Facciamo vedere
Adesso si ironizza un pochino con De Lazzari, Iapichino va a vedere dove ha staccato. Ok, Ok, presa visione del rullo. ok, Aggiustamento quindi della Iapichino rincorsa tecnica e ci vediamo al quarto salto. conduce con 6,57 la gara, a pochi centimetri, diceva appunto il presidente De Lazzari, dal suo personale. Vedremo il quarto salto, il quarto tentativo per Larissa, che ripeto è estremamente giovane, quindi avrebbe avuto difficoltà quest'anno a partecipare alle Olimpiadi perché non aveva il tempo, non aveva la misura, e adesso ha un anno davanti per raggranellare centimetri e cercare naturalmente di arrivare alle Olimpiadi con la misura intanto per entrarci e poi naturalmente per dire la propria. Si è chiusa la gara dell'asta, come abbiamo potuto vedere. C'è in essere il salto in alto allievi, un salto adesso sbagliato, nullo. In essere il lungo femminile con Iapichino appunto in pedana, e poi il giavellotto con un lancio adesso che va di poco oltre i 50 metri. Ho sentito prima le misure di Bertolini, che sta continuando a lanciare alla grande, quindi bene così per questa prima giornata del meeting vittoriese, qui nello splendido impianto di Vittorio Veneto. e 56, intanto la misura di Modugno al giavellotto. 50-56, avevo detto che insomma di poco, e aveva passato i 50 metri. Caregnato in pedana del lungo. Concentrazione e poi rincorsa per andare al salto. Mi pare buono, sì, buono e quindi misurabile. E dopo Caregnato sarà la volta. Dopo Caregnato, vi dicevo, sarà la volta di Anna Menz. Mentre parte la seconda serie degli 800 metri. Seconda serie appunto degli 800 metri. Quindi la prima serie di 800 maschili prevede, mentre si va già alla presentazione degli 800 metri maschili, non mi viene incontro, ma 800 metri femminili con il primo giro che sta per catapultarsi sulla pista, sul tratto davanti alla tribuna. Ha preso un leggero vantaggio l'atleta della seconda serie, appunto della seconda batteria. Ha preso un 4-5 metri di vantaggio, prova a tenerli al tentativo di passaggio del primo giro. Dei primi 400 metri si è sgranellato il gruppo, quindi 4-5 metri di vantaggio che adesso vanno ad aumentare un pochino per quanto riguarda quest'atleta che ha preso un buon margine di vantaggio e prova a rimanere lì davanti a tutte. Vedremo se ci sarà una risposta dalle retrovie. Sì, mi pare di sì, ci provano. Eccola lì, che va con una buona falcata a riprendere colei che se n'era andata in precedenza ai 400 metri. Viene ripresa, affiancata e superata, e allora si prospetta un buon finale con questa atleta che dimostra di avere una falcata giusta, e il tentativo
buono di portarsi davanti a tutti, è stato vincente, però attenzione perché la seconda serie ci sta per far registrare un finale molto bello e interessante, ma va a rintuzzare ancora una volta, reagisce molto bene e vediamo il tempo, 2:18:71, 2:18:71. 2:18:71, seconda serie per quanto riguarda gli 800 metri appunto alla femminile in questa batteria, in questa seconda serie. Il caldo comincia a farsi sentire, ragazze che si distendono per terra, sopraffatte dal caldo soprattutto e dalla fatica, insomma. Ricordiamoci che c'è stato un lungo lockdown anche per loro, quindi soprattutto per quanto riguarda i metodi di allenamento e gli allenamenti effettuati, insomma, non il massimo per poter essere presenti e correre nella formazione nella miglior forma. Premia pure. Per l'ATL Cremona Arveli E allora si classifica siamo pronti per Leonardo Pini. seguire ancora un'altra premiazione e poi prepararci ad un'altra serie di salti, sempre al femminile. Complimenti Leonardo. Al secondo posto con 6,92 m per l'atletica Firenze Marathon premia Antonella Bianchi. 6,92 per questo atleta al secondo posto, mentre il primo posto, eccolo qui, E la miglior distanza per il salto in lungo maschile assoluto la conquista per il CUS Sassari Andrea Pianti. e allora Andrea Pianti, che aveva gareggiato molto bene in pedana del lungo, vince questa gara e porta a casa una bella medaglia, insomma, a ricordo del primo meeting nazionale ATL Etica Memorial professor Ivo Merlo. Altra gara che quindi si è esaurita, adesso le foto di rito con il sindaco Miatto, con il campione, l'ex campione del mondo di ciclocross Renato Longo, in foto con gli atleti. Si sta sistemando, curando la pedana del lungo. Andiamo a vedere i primi 3 salti, le 6 atlete classificate che accedono al finale. E allora, come sta specificando Con il Andrea sesto De Lazzari, chiaramente per alimentare un po' l'attesa di questi salti del Iapichino, insomma. Costella Anna 5,54. Allora Costella Al quinto 5,54, Battistella Arianna poi Battistella con 5,69, poi abbiamo il quarto posto, quarta misura Filippetto Eleonora, quarto posto per Filippetto con 5,93, e arriviamo alla Zangobbo, terzo posto Zangobbo con 6,09. 6,09, un buon salto, poi Elisa Nardi al secondo posto con un 6,10 e poi c'è la Larissa Iapichino con 6,57, il salto appunto che un po' dà la misura per accedere a questi salti di finale, quindi 6 le atlete che gareggeranno per la vittoria finale. Allora vedremo se ci sarà ancora la possibilità per Iapichino di incrementare il suo personale. Ecco, è partita la seconda serie per quanto riguarda gli 800 metri maschile. È una gara piuttosto interessante che Daniel Rocca, la garina
Vediamo Masetto, Gasparini, Bedini, Pistorello, Rocca, Scattolin, Callut e Poloni, questo nella seconda serie appunto degli 800 metri maschili, con dei buoni personali, possiamo vedere. Adesso andiamo a vedere il pettorale per questa gara, tanto è partita la gara finale appunto di lungo, attacca il pettorale numero 17 mi pare per 400 metri 59,16 ferma il cronometro, preso decisamente il largo, ha preso decisamente il comando Imane, come avete sentito. Il salto in lungo nel frattempo Battistella sono cominciati i lanci di filo anche nel e allora ha preso decisamente il lungo Imane Nimbali con il pettorale numero 17 della Sindustria Sport Padova, un personale di 1:01,98. Vediamo, non ci dovrebbero essere problemi per questo atleta che adesso prova a rallentare un attimo, a controllare, adesso vuole allungare, un po' di fatica però la si vede, e allora il cronometro si ferma sul tempo di 2:00,28, quindi la chiusura per Imane Nimbali della Sindustria Sport Padova, 2:06,75 poi con gli altri tempi, via via tutti gli altri. Filippetto al salto. È in pedana adesso Elena Filippetto. Buono il salto di Filippetto, vediamo la misura. E qui vediamo il finale della gara degli 800 metri, la prima serie che abbiamo visto poco fa, con l'arrivo abbastanza stremato Imane. Poi scuote un po' la testa, non è molto convinto, ha avuto un finale un po' difficoltoso, la stanchezza si è fatta sentire e quindi ha patito forse un pochino più del dovuto, proprio la parte finale, la fase finale. Comunque buona la sua prestazione, quindi va a prendersi la vittoria. E adesso in pedana del lungo per Zangobbo, mentre si stanno preparando appunto, quelli della, ecco, in parte Zangobbo intanto, attenzione, il salto è buono mi pare, vediamo se è valido, sì, valido è valido, Zangobbo, vediamo la misurazione, mentre per quanto riguarda dell'esercito, anche lui pedina importante dell'atletica italiana, Leonardo Feletto dell'atletica Mogliano 1:51,83. Allora serie 3 con Leonardo Feletto, come avete sentito, dell'atletica Mogliano 1:51,83 il suo personale. Tocca a Naldi adesso nel lungo, vediamo Naldi nel lungo, mentre tra poco verrà dato il via a questa terza serie. Eccolo qui, terza serie degli 800 metri che va a cercare il tempo con Costantini, Cavasso, Tecuceanu, Migliorati, Brazzale, Bussotti, Feletto e Costa. Intanto vola Naldi, vediamo se è buono il salto, sì, salto buono, attendiamo la misurazione mentre attende anche Iapichino in pedana per lanciarsi nel primo suo salto di finale. È decisamente molto più veloce questa batteria, questa serie, altro bellissimo lancio con il giavellotto, è buono il lancio, attenzione, andiamo poi alla misurazione perché
si avvicina quasi agli 80 metri. Qui abbiamo il pettorale numero 10, Ed ecco che siamo Rocca, in primo giro di questo primo giro con i 400 metri, Rocca che ha 1,01 mi pare di aver visto in precedenza, quindi andiamo a sentire Iapichino e a vedere Iapichino per il suo salto. Eccola qui nel riquadro, andiamo a vederlo, mentre dalla parte opposta per gli 800 maschili, però direi di andare su Iapichino. Lo vedremo poi. Intanto ve lo commento io. Iapichino che salta, vediamo se è buono il salto, vediamo se è valido. Sì, è valido, e allora la misurazione. Intanto sta per arrivare il numero 10 Daniel Rocca, che cerca di rintuzzare il ritorno del numero 11, del numero 12 Bedini, che però riesce a resistere. 1,55,95 per Rocca, e allora 6,37 invece, e allora lo possiamo rivedere. Ecco, questo è l'abbraccio dei primi due negli 800, e poi eccola qua Larissa Iachipino che la rivediamo, lo stacco è buono, perfetto, cala e va a 6,37 come abbiamo sentito, e quindi il secondo salto positivo per lei per questa gara, che è ai salti finali della disciplina. Poi a seguire gli altri con Catalin Tecuceanu e Junior Bussotti, e poi abbiamo Bella gara anche nel giavellotto, abbiamo visto dei lanci veramente interessanti, veramente di un buon livello, e eccone un altro, anche questo lancio abbondantemente sopra i 60 metri, se ci sarà l'ok, ma mi pare di no, un lancio annullato. Chiedo loro di avvicinarsi al podio per la premiazione del salto con l'asta maschile assoluto. Altra premiazione è quella del salto con l'asta. Salto con l'asta, mentre altro lancio di Vivaldi in questo frangente. Altro salto che vediamo. Bella lotta anche nel lungo, insomma non c'è storia, diciamo, per quanto riguarda la misurazione, no? La misura con Iapichino un passo avanti, però ci si combatte sportivamente, chiaramente, per fare del proprio meglio in questa gara qui all'impianto sportivo non di San Vendemiano, anche se organizza il tutto l'ATL Etica di San Vendemiano. Ma siamo a Vittorio Veneto, in questo splendido impianto inserito nel verde delle colline vittoriesi. È pronta l'altra serie degli 800 maschili. Si attende la partenza valida, si va e si correrà per 2 giri. Alla parte opposta della nostra postazione della pista abbiamo questa fisionomia di gara che adesso può andare a delinearsi e a scatenarsi lungo il... Veloce la gara degli 800, Catalin Tecuceanu ha preso subito in mano la gara, Stefano Migliorati subito a seguire. Eccoli lì, una bella lotta, Migliorati in seconda posizione. Vediamo il tempo del primo, 53,62. 53,62 per... E quindi prepariamoci a
un ultimo 300 metri è sicuramente una bella gara, lo stiamo vedendo, stanno allungando decisamente, allora hanno fatto il vuoto dietro a loro, si scateneranno adesso nella parte finale dell'arrivo. Cuceanu è davanti che cerca di rintuzzare l'arrivo sulla rimonta, vediamo di questo atleta, è una bella lotta, una lotta a tre, attenzione perché si introduce anche il terzo incomodo, attenzione, 1:48,24. 1:48,24 e qui veramente photo finish perché ragazzi si è inserito anche il terzo incomodo, diciamo così, però 1:48,24 per quanto riguarda questi 800, molto bella gara che ha vissuto naturalmente. Una bella gara sicuramente che ha vissuto sulla velocità, chiaramente. E allora sentiamo ancora una volta la Iapichino e il tentativo di trascinare da parte di Andrea De Lazzari il pubblico ad accompagnare la stella della manifestazione della 2 giorni. Larissa Iapichino spronata a fare bene, insomma, per questa gara. Sta cercando naturalmente più centimetri che possono avvicinarla sempre di più appunto all'obiettivo della prossima Olimpiade. Iapichino che va alla rincorsa, lo stacco potrebbe anche essere buono, però poi il ritorno, la caduta a terra forse toglie qualche centimetro. Vediamo, Iapichino c'era un po' di difficoltà soprattutto nella fase finale dell'arrivo. Vediamo, 6:57 il primo, 6:37, 6:48, 6:40 cos'è? No, 6:40, non 7:40. E allora vediamo anche il replay del finale, un bellissimo finale questo, vedete un arrivo che poteva essere a 2 e invece si inserisce sulla fascia esterna, diciamo così, sulla terza corsia, si è inserito, l'ho chiamato il terzo incomodo perché li ha colti un po' di sorpresa entrambi i primi due, adesso però vedremo cosa deciderà il photo finish, anche se forse dalla mia postazione ho difficoltà a capirlo e anche da queste immagini, però poi insomma con il photo finish vedete l'abbraccio, poi si accorgono e si ricordano che devono stare staccati. Purtroppo questa è la storia veramente brutta di questo maledetto virus, insomma, che ci fa perdere anche le cose più normali, le cose più belle che ci sono, insomma la stretta di mano, l'abbraccio, no? È impossibile vivere in questa maniera, quindi speriamo finisca presto al più presto perché veramente ne abbiamo bisogno di cancellare, di eliminare mascherine, di eliminare il tutto il più in fretta possibile. E allora, altra gara. Allora, dalla regia, perfetta regia, mi dicono che c'è anche il replay del salto del Iapichino, mentre intanto parte questa gara delle donne negli 800 metri. Allora se vogliamo rivedere la Iapichino possiamo anche rivederla, oppure la rivedremo poi al termine di questa gara che prova ad entrare subito nel vivo. C'è un altro lancio, tra l'altro anche del giavellotto, che vola oltre i 60 metri, di poco ma vola oltre i 60 metri, e allora si sta avvicinando al primo giro, al termine del primo giro, la batteria, la serie degli 800 metri, 2 i giri da effettuare, quasi addirittura d'arrivo. Eccole qui che arrivano, 800 ha preso un
una decina di metri di vantaggio sulla seconda. È Casagrande che è davanti alle altre 3 atlete, un 10 metri di vantaggio, 1.06.14. 1.06.14, adesso Casagrande prova ad allungare decisamente, l'ho vista bene, passare un bel passaggio e soprattutto poi ha allungato ancora di più, quindi direi bene. Dalla parte opposta alla nostra postazione la vediamo Capelli al vento andare ad incrementare il suo vantaggio, prova a rimanere lì, prova a tenere lontane le altre, ne ha approfittato nel primo giro, sta incrementando, ha fatto un bellissimo primo giro ed ha aumentato poi, anziché patire il caldo e patire la fatica, è riuscita a riportarsi e a riprendere e a mantenere il suo vantaggio che aveva accumulato nel primo giro. Eccola che entra nelle battute finali, metri finali per andare a vincere Beatrice Casagrande. Eccola qui con un tempo che potrebbe avvicinarsi, vediamo un 2.16.74 per Beatrice Casagrande, che ha seminato appunto Sofia Tonon al secondo posto, e quindi nulla da fare. Questo per quanto riguarda la batteria degli 800, grande stanchezza, vedete, con grande fatica. Caldo si sente adesso, possiamo dirvelo anche noi in postazione senza fare nulla. Allora vediamo il replay della gara per le battute finali. Eccola qui, vedete come ha viaggiato senza scossoni e senza rallentamenti, ce l'ha fatta, ha portato a casa una buona vittoria e un buon tempo, 2.16.74, vi dicevo, a parte fatto il vuoto dietro a sé, soltanto 2 atlete delle 6 partite o 7 partite sono rimaste lì, e questa è una bella immagine della tribuna, dell'impianto. E allora c'è ancora la clac per chiamare il salto di Naldi, e allora Naldi che va al salto nella pedana del lungo, stacca bene, va a cadere mangiandosi un po' di centimetri sicuramente in questo salto. Vediamo, sì, dovrebbe essere valido il salto, e quindi attendiamo soltanto la misurazione per Naldi. 6.19. 6.19, beh, un bel salto questo. Allora mandiamo velocemente il salto di prima della Iapichino, perché c'è adesso la Iapichino, ecco, quindi la vediamo. Questo è il salto precedente, eccolo qua, stacco, e poi la caduta non propriamente perfetta, si mangia qualche centimetro e va bene. Ok, perfetta la nostra regia, e andiamo sulla pedana del lungo, se possibile, perché Iapichino va ancora al salto. E allora Iapichino al salto, eccola qui, con questo salto che vediamo se incrementa oppure no. Ha cambiato il modo di caricare, ha cambiato il modo di correre, ha cambiato il modo di staccare, e allora parte potente, lo stacco altrettanto, e questa volta mi pare anche buono. Vediamo se è buono, intanto è valido il salto, intanto è partita anche l'altra batteria per quanto riguarda gli 800, sempre femminili, e attendiamo il riscontro di Iapichino, che nell'ultimo salto che abbiamo visto ha fatto segnare, vediamo, 6.54. 6.54. Mentre dalla parte opposta comunque merita un grandissimo applauso davanti al pubblico di Vittorio Veneto, e passiamo la parola a Emma e a Filippo per le premiazioni. Intanto la batteria degli 800 metri, eccola al primo giro, primi 400, siamo sul rettilineo davanti alla tribuna, tutte in gruppo ancora.
provato ad allungare 3 atlete, un piccolo buco di un paio di metri e poi il cronometro che si è fermato sull'1.06. E allora vediamo adesso cosa succederà negli ultimi 400 metri che dividono lo stop della gara dal finale, appunto. La parte opposta, tranquilla, la falcata, tanto si è concluso anche, mi pare, il giavellotto, se non erro, perché vedo che gli attrezzi lo stanno sanificando oppure sono stati portati via. Provano ad allungare, sempre loro tre, sempre le prime tre che stanno viaggiando, 1.58 vedete, ultimi 100 metri, che ha visto ancora allungare questa atleta. È un rush finale molto molto bello, non ha messo in dubbio la sua capacità di vittoria. 2.14.72 per quanto riguarda appunto Ilaria Bruno, che va alla vittoria. 2.14.72, eccola qui parecchio stanca. Si sente il caldo, batte il sole, anche se parte dello stadio si trova un pochino all'ombra, però dicevo già dalle prime ore del pomeriggio, insomma, un bel caldo a fuoco. Andiamo a vedere il replay intanto, come di consuetudine. Eccolo qua, l'arrivo senza discussioni, ha controllato la gara, non si gira nemmeno indietro, aveva la gara in mano tranquilla, non si è nemmeno girata, è andata a vincere, a staccare la sua personale vittoria. Poi forse alla fine non è molto soddisfatta per il tempo, immaginiamo, non è molto soddisfatta, però tempo che deve tener conto soprattutto, dicevo, del caldo, del gran caldo che c'è, e di questi giorni lunghi, maledetti, di lockdown, dove gli atleti sono rimasti fermi, perché anche se si sono allenati da soli a casa, in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera, mai è come un allenamento fatto con gli esperti, fatto in palestra, fatto sulla pista di atletica. Insomma, a casa è una cosa e fuori è un'altra, è inutile nasconderselo. Premiazione intanto. Miatto, il sindaco, campione del mondo, l'ex campione del mondo di ciclocross Renato Longo, infaticabile quando si tratta di sport e di sport vittoriese, insomma lui c'è sempre, una mano la dà sempre. E poi la foto dell'indimenticato professor Ivo Merlo, a cui è dedicato questo primo meeting nazionale qui a Vittorio Veneto, organizzato dalla ATL Etica San Vendemiano. Sì, sanificazione per quanto riguardava gli attrezzi, prima i giavellotti, quindi si sta provvedendo alla misurazione, mentre i tre premiati se ne vanno felici ed allegri con una bella bottiglia di prosecco in mano, immagino. Salto con l'asta, lievi questa, quindi un salto con il pettorale numero 2, salto che fallisce, mentre continuano le premiazioni, 110 ostacoli. Per l'atletica Firex Belluno, con il tempo di 14.79, Alessio Sommacari. Ok. Con il tempo di 14.67 per Atletica Malignani si classifica Premiazioni, al vedete. secondo posto Gabriele Cernigoi.
diamo un'occhiata anche al tempo, 18:55, quindi ci stiamo avvicinando, insomma, alle ultime battute che abbiamo seguito con gli 800 maschili, femminili e allievi, mentre adesso 800, poi avremo le due ultime gare di 300 donne e 300 uomini, per chiudere appunto la giornata di questo sabato 4 luglio qui allo stadio dell'atletica di Vittorio Veneto. La risentirci, la rivederci sarà poi per domani mattino, quando intorno alle 9 l'inizio sarà con gli allievi e l'asta, quindi salto con l'asta allievi, poi il femminile con martello, 200 ostacoli e triplo, mentre alle 10:15 domani mattina 200 ostacoli sempre per il maschile, poi a seguire martello maschile, 200 allievi femminile, 200 normali alle 10:45, 200 allievi maschile alle 11, poi via via il femminile asta allieve, 200 maschili, e nel pomeriggio si comincerà con i 400 ostacoli maschili, poi un filotto femminile con asta alto giavellotto e 400 ostacoli, un filotto maschile con triplo, 400 allievi, 400 normali e 400 maschili e femminili, e poi finire 17:20, 17:30 circa, 150 metri maschili, 150 metri femminili. Questo è il programma in dettaglio per la giornata di domani. Quindi direi che anche la pedana del lungo ha chiuso definitivamente con la vittoria, un po' scontata, no? Di Iapichino, che ha cercato fino all'ultimo di incrementare il suo bottino personale, cercando di migliorare il record. Non c'è riuscita, né quello italiano di categoria né quello personale proprio, e quindi insomma però è stata una bella gara, e abbiamo visto appunto come l'ha impreziosita appunto Larissa Iapichino, che tra l'altro ha gareggiato per una società dove il dirigente è diventato il papà, il primo attore dell'asta negli anni passati italiana, appunto Iapichino. Si sta aspettando di dare il via alle prossime gare, alle prossime ultime gare della serata, con i 300 donne e uomini. Ci sono due serie. La prima serie femminile vede Beggio, Polinari, Manao, Dagnotti e Muraro. La seconda serie vede David, Zanardo, Bona, Urti e Busetti. Poi vediamo i tempi e le squadre di appartenenza. Andiamo a trovare invece anche i 300 uomini che andrebbero a chiudere il panorama appunto maschile, però forse ancora non sono in nostro possesso, quindi tra poco vi daremo l'elenco aggiornato di questa gara. L'ultima gara in pista, ovvero la gara dei 300, come vi dicevo saranno 3 le serie maschili degli assoluti per i 300 e 2 per... Eccoli qua, sì, allora ce l'abbiamo, e diamo un'occhiata agli uomini. Sono 3 serie, come sentivamo dire, e allora la prima serie abbiamo Simone Broccolo della Treviso Atletica, Giosuè Gazzola della SD Team Treviso, Francesco Greggio della Sindustria Sport Padova, Lorenzo Frivoli dell'Atletica Vicentina e Ioro Menghi della Fratellanza 1874. Questa è la prima serie che dovrebbe prendere il via tra poco, insomma 300 metri, è una misura un po' particolare che si effettua soltanto in qualche meeting, no? E quindi misurazione dalla parte opposta, la partenza avviene dalla parte opposta alla tribuna, poco spostata rispetto alla gabbia, diciamo così, dei lanci del giavellotto e del martello. Guardate questa splendida immagine dei colli di Vittorio Veneto. Partenza per la prima serie dei 300 uomini, e allora andiamo a vedere e a seguire
andiamo a seguire, guardate la velocità che hanno impresso subito questi tre atleti e allora vediamoli, 300 metri che vanno velocissimi come razzi, veramente è il numero 16 Greggio che precede Frivoli, allora Greggio davanti a Frivoli con il tempo di 34,56, 34,56, Greggio. È di 34,56. 34,56 ce lo segniamo. Per vedere il confronto con le altre. E allora diamo un'occhiata anche al replay così ci rendiamo conto di come si è viaggiato. Guardate come senza tanti problemi e ottima respirazione, tranquillo, va a vincere, da un'occhiata al cronometro, 34,56, mi pare abbastanza felice e mi pare felice e contento del tempo anche Frivoli dietro a lui, perché probabilmente ha migliorato il suo personale sicuramente. Seconda serie adesso, seconda serie con, troviamo pettorale numero 19 Bokar Badi della Fratellanza, viene dal Senegal, poi troviamo Renato Treve del Cuspadova con un personale di 41,62, con il personale Hüller 9, Hüller della Quercia Trentigrana, 38,42, poi De Rao Luca del Corpo Libero Athletic Team, 39,99, e ancora Luca Zocca dell'Atletica Vicentina e Sebastiano Spotti, rispettivamente 14 e 17 i pettorali dell'Atletica Vicentina e Cremona Sportivi Atletica Arvedi. Questo per quanto riguarda la seconda serie dei 300 metri, una gara che va a concludere la prima giornata di questo meeting vittoriese. Quello che spicca di questo sito, di questa località, di questo luogo è la tranquillità, effettivamente, perché c'è gente, perché non è che non ci sia gente, che sia vuoto, però tranquillo, un posto meraviglioso, un posto immerso nel verde, un posto che finalmente è stato recuperato a dovere per lo sport. E dopo questi lunghi mesi di lockdown finalmente si respira aria di sport, si respira aria di atletica leggera in questo caso, si respira la voglia di stare insieme. Altre premiazioni ci dicono e in effetti le vediamo. Tocca alla vediamo se ci dicono di che disciplina si tratta, così potremmo capire qualche cosa anche noi in più. Ricordo che questa gara è sponsorizzata da TFM Meccanica. Mentre dalla parte opposta della tribuna si sta lavorando per far partire peso. La premiazione. Complimenti. Con la misura 12 metri e 93 sul secondo gradino del podio per Atletica Vicentina Maya Caon. Premia Mario Pongan, presidente regionale AICS. Primo posto infine. Oggi la medaglia d'oro con la misura di 13 metri e 31 per Atletica Vicentina, l'atleta Martina Caron. E c'è la premiazione appunto del primo posto, quindi nulla da fare. Per quanto riguarda il peso che ha premiato con Dino Ponchio appunto alla premiazione.
dalla parte opposta della tribuna mi pare che siamo pronti per la partenza della seconda serie dei 300 metri uomini, 3 serie per gli uomini, 2 serie per le donne, per chiudere la prima giornata di gare qui a Vittorio Veneto. Premiazioni effettuate. E adesso vediamo se dalla parte opposta alla tribuna è tutto pronto e si può dare il via a questa gara. Sono 6 gli atleti che gareggeranno, sta aspettando un pochino ancora, tanto iniziano gli smantellamenti delle varie pedane da parte dei giudici e da parte dell'organizzazione. Direi un'organizzazione per il momento perfetta, che ha portato a termine una prima giornata, una prima serata costellata di buoni risultati, perché dobbiamo dire bene la Iapichino, bene dell'ASU, e quindi diciamo che dove si era puntato è stato centrato l'obiettivo, quindi tutto ok per quanto riguarda quello che dovevano portare questi atleti e queste discipline, queste specialità appunto in questa giornata. Non capisco cosa si stia attendendo dalla parte opposta, se ci sia qualche problema ai blocchi, perché vedo gli atleti già pronti, però lo starter ancora non figura, e quindi vediamo se ci sarà un piccolo ritardo proprio dovuto al fatto... Ah sì, c'è un problema ai blocchi, vedete? Distanziamento, la misura, si va a sistemare il tutto. Questo è l'arrivo. Vedete come il colpo d'occhio, anche visivamente parlando, sia interessante, sia carino. Una bella scelta questa della società trevigiana, società di San Vendemiano, di portare questa manifestazione a Vittorio Veneto, e soprattutto in questo spazio, in questo luogo che merita di essere valorizzato, merita di essere migliorato sempre di più, e dicevamo potrebbe essere veramente oltre che ad essere già un polmone verde per quanto riguarda Vittorio Veneto, insomma, se questo impianto fosse dotato di un impianto di illuminazione un pochino più pesante, più importante di quello attuale, sicuramente si potrebbero fare delle cose molto più importanti e carine, però insomma speriamo che tutto questo possa avvenire in breve tempo e far capire che insomma l'atletica ha bisogno di questi impianti. C'è qualche problemino, mi pare, vedete, ai blocchi mancava, ecco, forse è tutto pronto, si sta allungando un pochino. Ho cercato di portare De Lazzari ai nostri microfoni, ma non sono riuscito, cioè l'ho visto, l'ho incrociato con lo sguardo, ma era troppo impegnato per caricare Iapichino. Ecco, è partita intanto la serie numero 2 per quanto riguarda gli 800 metri, scusatemi, 300 metri, si parte dalla parte opposta alla tribuna centrale, e allora anche in questo caso siamo partiti molto veloci, cioè vediamo un piccolo vantaggio da parte dell'atleta che corre in corsia esterna, vediamo il passaggio sulla linea d'arrivo, il tempo di
35-20 per questo atleta che va a prendersi la vittoria, 35-20 per l'atleta, 34-56 il precedente, 35-20 questa seconda serie, quindi leggermente più lenta rispetto alla prima, dove il cronometro l'avevano fatto firmare Greggio, l'aveva fatto fermare sui 34,56, qui 35,20, seconda serie e adesso terza serie, che dovrebbe vedere un numero più considerevole di partecipanti, esattamente 8 se non sbaglio e se non erro. Beria, Buso, Caporin, Pierotti, Roverato, Campestrini, Bertoldo e Colusso, questi i nomi di coloro che saranno al via nella terza ed ultima serie, se confermata naturalmente. Eccoli lì, ancora in attesa. Si sta aspettando di mettere, in questo caso, vi ricordo che poi ci sono due frazioni per le donne, due serie per le donne, con la prima serie composta da Beggio, Polinari, Manao, Dagnotti e Muraro, mentre la seconda serie è formata da David, Zanardo, Bona, Urti e Busetti. E poi si chiuderà la prima serata qui del meeting di atletica leggera di Vittorio Veneto. Un po' di stasi, diciamo così, si è fermato un po' tutto, sono spariti anche gli speaker, che quindi prima potevano raccontarci qualche cosina, invece insomma, c'è un po' di stasi, un po' di ferma, di stop che blocca il finale di serata, che blocca il finale di gara, insomma, per quanto riguarda questa prima giornata. È chiaramente motivo di soddisfazione da parte degli organizzatori, insomma, poter concludere. Ecco, fossimo in un'altra posizione rispetto a quella dove siamo, potremmo cercare di avere qualcuno ai nostri microfoni, ma in questo caso siamo veramente fuori dal giro e quindi anche volendo non ho la facoltà di poter avere nessuno ai miei microfoni per il momento, quindi aspettiamo la conclusione di questo meeting, di questa prima serata, di questa prima giornata. Rimangono sugli spalti anche un discreto pubblico, distanziato regolarmente. Parte intanto, abbiamo fatto partire. Partono 2, 4, 6, 8 come preannunciato, seconda serie, e allora vediamo, sì, è molto più veloce sicuramente della seconda, forse anche della prima, e allora vediamo, rettilineo finale, si va, vai ancora con una velocità, vediamo la ripresa di
Roverato che ci vorrà il fotofinish 34,75. 34,75 potrebbe essere Roverato il vincitore, almeno dalla nostra postazione, però non lo sappiamo perché da qui non riusciamo a vedere e a capire come si arriva sulla linea d'arrivo e sull'arrivo proprio. E volendo dalla regia mi dicono che si può vedere il replay e noi volendo mandiamo il replay, agevoliamo il replay, perché no? E allora 34,75, eccolo qua il replay del finale, lo possiamo rivedere? Me lo fate rivedere nuovamente, visto che stavo guardando la preparazione delle ragazze, vediamo se riusciamo a rivederlo, così proviamo a capire se dall'immagine si vede anche chi è il vincitore. Dovrebbe essere Roverato secondo me, però poi da qui è difficile. Eccolo qua, grazie alla regia, vediamo, potrei sbilanciarmi, ma o Roverato oppure il numero 12 Beria, eccolo qua, forse lui. 34,75 comunque, che non è il tempo migliore delle tre serie, perché il tempo migliore l'ha fatta la prima serie, 34,56, quindi questo per quanto riguarda i 300 uomini. Altra premiazione, ed è questa la capiamo, è quella del salto in lungo, perché c'è la Iapichino. E allora c'è la Iapichino che è al primo posto, Iapichino che sta facendo strani gesti, non lo so che cosa voglia dire. Sì, passiamo a questa premiazione, vediamola, vedete il pubblico intanto che piano piano può anche lasciare, può seguire, Eccolo qua, allora questa è la premiazione del salto in lungo, terzo posto, terzo, secondo e primo. La presidentessa di ATL Etica, Mariangela Di Benedetto. E allora c'è la Di Benedetto che è la presidentessa appunto dell'Atletica San Vendemiano. E allora Eleonora Filippetto al terzo posto nel salto in lungo, Eleonora Filippetto terzo posto, poi il secondo posto. Con la distanza di 6,19 m, gareggia per Atletica Virtus Lucca, premia Secondo posto. Mario Pogan, presidente regionale AICS. Al secondo posto si classifica Elisa Naldi. E allora Naldi che ha tenuto botta fino all'ultimo alla Iapichino, al secondo posto per la Elisa Naldi, e primo posto insomma la stella della manifestazione, colei che insomma ha richiamato da parecchio tempo, insomma ha richiamato gente, ha fatto catalizzare le attenzioni su di lei, Larissa Iapichino con 6,57 il suo salto migliore, lei che giunge e taglia il traguardo del primo posto, prima misura qui al meeting di Vittorio Veneto. Allora Iapichino che gareggia, come vi dicevo prima, anche per la società del papà, perché il papà fa parte appunto come dirigente della formazione della società dell'atletica di San Vendemiano, ATL Etica, come vuole che si pronunci e si dica l'amico De Lazzari. Bene, allora tutto è pronto, mi pare, per dare, dopo la premiazione qui di Iapichino, per dare il via alle due ultime serie, alle due ultime gare del femminile e ultime due gare della prima serata dell'atletica qui a Vittorio Veneto. E allora 300 metri donne, prima serie con Anna Beggio con il pettorale numero 9, Anna Polinari con il pettorale numero 8, con il 15 Anna Manao, con il 16 Sara Dagnotti, con il 10 Alice Muraro. 59,85, 54,50, 46,09, 47,66, 57,68, insomma questi sono i tempi per i 300, molti hanno il tempo invece sui 400, quindi questa misura lascia un po' così qualche vuoto. Tra poco la partenza, seguita dalle nostre telecamere, e allora tra poco la vedremo. Prima serie, partita la prima serie, 300 metri, prende subito, veloci, bella falcata, vediamo
Vediamo come si presenteranno sulla addirittura d'arrivo qui di fronte alla tribuna centrale, come si presenteranno le atlete. Ha guadagnato già un discreto vantaggio e allora in corsia 3 c'è la Polinari che è davanti a tutti, vediamola, eccola qui, Anna Polinari davanti a tutti senza problemi, poi seguita da Muraro e poi dal numero 9 Polinari. Vince in 39,25. 39,25 per Polinari. 39,25 per Polinari. Chiedo alla regia se c'è il replay. Immagino di sì, perché qui non si scherza. E allora allentiamo un po' la tensione anche per quanto riguarda i nostri tecnici e la nostra regia, bravissimi, eccoli qua, vedete la tranquillità e poi lo sguardo al cronometro per vedere subito il tempo. La Polinari si rende conto, insomma, che è andata abbastanza veloce, 39,25, lei che sui 400 metri ha un 54,50, eccola. Ultima frazione, ultima serie numero 2, 300 metri donne. L'ordine di partenza è questo, con il protocollo, basta con i protocolli, non ne possiamo più. Con il pettorale Nicole David numero 5, con il pettorale 5, con il pettorale 3 Lucrezia Zanardo, con il pettorale numero 1 Lisa Bona, con il pettorale numero 2 Margherita Urti, con il pettorale numero 4 Elena Busetti. Qui sui 300 metri ci sono tutti gli accrediti con un 45,70, un 42,26, un 40,60, miglior prestazione quella di Lisabona, pettorale numero 1 da seguire, quindi che sui 300 insomma le sarà contare, si dice. 42,04, 43,92 per le altre due ultime frazioniste, o diciamo così, atlete che corrono questa ultima serie dedicata ai 300 metri donne. Ordine di partenza che tra poco verrà comunicato e verrà ufficializzato. Deneso a opposti nel Desalu di avvicinarsi per le premiazioni dei 100 metri. Tanto ci sono le premiazioni dei 100 metri uomini e piano piano si va verso la chiusura della giornata, che ha riservato insomma delle buone gare, dei buoni tempi e soprattutto ha riservato la possibilità di rivedere dell'atletica, di rivedere dello sport, di rivederci insomma in uno stadio. Era da tempo, era da febbraio, mi pare che insomma non commentavamo, non seguivamo più una manifestazione all'aperto, partita di calcio o cronaca di qualsiasi altra cosa, insomma. Quindi anche per noi è stato un bel ritorno, un piacevole ritorno che ci auguriamo che possa essere. Partita, seconda serie, ultima gara, e allora vediamo, sono solo in 3, sì, ne mancano 2 che hanno dato probabilmente forfait, e allora eccole qua, ultima serie, sono 3, vediamo chi c'è, perché c'è sfuggito o quantomeno non ce l'hanno comunicato, insomma. Prima di riservare gli applausi ai premiati facciamo anche un applauso all'ultima gara delle ultime atlete. E allora ecco questa atleta che ha fatto il vuoto ed è Lisabona, come vi dicevo prima, che ha il tempo migliore. Lisabona, poi il 5 e il 4 con 41,24. 41,24 al secondo posto David e poi c'è Busetti, questo per quanto riguarda 41,24, e abbiamo concluso appunto per quanto riguarda le gare. Vogliamo vedere il replay anche di questa gara mentre si stende a terra la vincitrice sopraffatta dalla stanchezza e dal grande caldo, e allora la nostra regia ci proporrà tra pochissimo, eccolo qua, l'arrivo vittorioso e in solitaria, tranquillamente, uno sguardo al cronometro per vedere il tempo, e allora 41,24 è leggermente più alto rispetto alla prima serie, quindi niente da fare, 41,24, brava comunque Lisabona, eccola qui, un pochino stanca arrivata, però ha fatto una gara importante perché lei aveva
un personale di 40 e 60, quindi non è riuscita a migliorarsi per pochissimo. Bene, adesso io non so cosa dobbiamo fare, se seguiamo e se le nostre telecamere rimangono fisse sulle premiazioni che mancano, ma noi in ogni caso possiamo anche chiudere qui per quanto riguarda il commento, per quanto riguarda i commenti di questa prima serata, di questa prima giornata. Ci risentiamo domani mattino a partire dalle ore 9 per quanto riguarda le gare che inizieranno appunto nella mattinata di domani, poi si andrà fino intorno a mezzogiorno. Ci sarebbe il podio, andiamo sul podio, per carità, e noi guardiamo anche il podio, eccolo qui, questi sono i 100 metri, guardiamo il podio, vediamo. E vi dicevo, domenica si inizierà appunto alle 9, poi la sospensione intorno a mezzogiorno per riprendere poi intorno alle 16 e chiudere dopo un'ora e mezza, 17:30, 18, con l'ultima gara, che saranno 2 dedicate ai 150 metri maschili e femminili e in precedenza i 400 che non sono stati effettuati appunto questa sera, quest'oggi. Direi che può bastare così per quanto ci riguarda. Lasciamo di sottofondo l'immagine di Vittorio Veneto, grazie alla regia che ha lavorato con i propri cameraman, e per quest'oggi è tutto. Noi vi diamo appuntamento a domani, sempre qui da Vittorio Veneto, per il primo meeting nazionale ATL Etica Memorial Professor Ivo Merlo, da parte di Mirko Villanova. Buona serata.